Un buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Oggi è il 9 giugno, venerdì, e avremo ospiti l'assessore Maurizio De Blasio, assessore alla sicurezza del comune di Trieste, dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 torna con noi in studio Zeno Saracino, giornalista e insegnante, per un'ora dedicata alle tematiche culturali e storiche della nostra città. Nella prima ora invece una profonda rassegna stampa che comincia però con la pagina meteo. Sul Triveneto non ci sono perturbazioni definite, ad alta quota però permane aria relativamente fredda, mentre nei bassi strati è presente aria umida che il forte irraggiamento diurno rende instabile dal pomeriggio, specie tra pianura e prealpi. Al mattino oggi cielo in genere poco nuvoloso e tempo ancora stabile, dal pomeriggio variabilità con possibili rovesci e temporali locali più probabili sulle prealpi e l'alta pianura, meno invece sulla costa. Temperature previste dal OSMER regionale: le minime 17-20 gradi, le massime 22-24 gradi centigradi. Il quadro per domani, sabato 10, cielo in genere poco nuvoloso al mattino, tempo ancora stabile, dal pomeriggio variabilità con possibili rovesci, temporali locali più probabili su prealpi, alta pianura, meno problemi di rovesci sulla costa. 18-20 gradi le minime previste per domani sabato 10 e le massime 23-25 gradi centigradi. La rassegna la cominciamo con i titoli del Corriere della Sera. Accordo nell'Unione Europea, un nuovo patto su sbarchi e asilo, l'avanzata di Kiev per il contrattacco dopo il bombardamento alla diga, allarme per la centrale di Zaporizhzhia. Qui vediamo la foto del paesaggio inondato dopo la distruzione della diga sul Dnipro e quindi parte la controffensiva ucraina. Le foto shock delle torture nella questura di Verona, i poliziotti sotto inchiesta in questo caso che ha scosso la Polizia di Stato, declinata nella questura di Verona con i 5 poliziotti arrestati. Subito dopo il clima folle agita New York e l'America. Gli incendi in Canada hanno portato nubi sopra gli Stati Uniti che stanno creando condizioni di tempo instabile, ma soprattutto l'odore di legna bruciata, la nuvola degli incendi canadesi, difatti è diventata un'emergenza sanitaria e anche sociale per tutta l'America. La Champions, domani la finale, l'Inter tenta l'assalto alla fortezza del Manchester City, sfida veramente impegnativa per l'Inter che si trova in finale contro la squadra guidata dal miglior giocatore della Premier League, il campionato di Serie A inglese, Erling Haaland. Lo scrittore invece ritrovare il bimbo che c'è in noi, Joel Dicker, a pagina 34. Un cambio di passo, scrive Fiorenza Sarzanini nel suo editoriale. Poi vediamo anche altri titoli che ci portano alla politica e al governo, ereditati con il PNRR. Tanti ostacoli e ritardi, Misiani, accuse surreali dal governo, queste parole, e poi Ciani, l'estraneo e la strategia di Schlein, la scelta che spiazza il Partito Democratico. La prima pagina chiude con il Gentil Damiano, nella rubrica di Gramellini Il caffè si parla dei Maneskin. Questo è il Corriere della Sera. Quest'altro invece è il Piccolo, che vediamo questa mattina nella sua prima pagina, ma adesso lo sfoglieremo anche con calma per vedere gli articoli interni, e si apre con l'avvertenza Wärtsilä. Chiede l'avvio della cassa integrazione l'azienda, l'avvertenza no dei sindacati, disatteso l'accordo di novembre, e quindi Wärtsilä rompe gli indugi e chiede ai sindacati di avviare il confronto sulla cassa integrazione. La multinazionale ha cominciato a comunicare alle sigle di considerare rispettati tutti gli impegni assunti nell'accordo del 29 novembre e di ritenersi dunque in diritto di far partire a stretto giro il contratto di solidarietà. Vedremo dopo internamente alcuni dettagli ulteriori. Come abbiamo visto dal Corriere è iniziata la controffensiva ucraina via gli attacchi a Zaporizhzhia, poi il reportage Francia, orrore al parco giochi, accoltellati bimbi e adulti. Un uomo ha accoltellato, come si legge dal titolo, dei bambini e degli adulti. 2 di questi bimbi sono anche in condizioni gravi, in pericolo di vita.
la follia di questo scriteriato in un parco giochi in Francia. Altri argomenti, prove d'intesa Scholz-Meloni, basta accuse, cooperiamo nel vertice fra l'Italia e la Germania. Patto in Europa sui migranti, l'Italia vota sì, Orbán contrario, la svolta, l'accordo è storico, dopo 7 anni i governi dell'Unione Europea hanno trovato un'intesa sul diritto d'asilo. A pagina 3 i dettagli, quell'uso assoluto della verità da cui dovremmo difenderci, scrive Pieraldo Rovatti nell'articolo di commento di oggi del Piccolo. Le lezioni di scuola guida sul tram si sono viste ieri, infatti i nuovi e futuri conducenti del tram di Opicina, ieri in movimento per collaudi e prove tecniche, nonché la scuola guida, come recita anche il cartello qui che è stato affisso sulla parabrezza della vettura 404, e quindi l'ottimismo per vedere presto riattivata la linea. Bus da domenica all'orario estivo, rinforzate le linee verso il mare come ogni anno, verso Barcola e non solo, un potenziamento della frequenza degli autobus per cittadini e turisti, ma anche pendolari e lavoratori. Inizia la stagione a Castelreggio, sempre in tema balneare, servizi in spiaggia senza rincari, nella pagina dedicata alla provincia. Vedremo dopo i dettagli a pagina 27. Se tocca a noi punire i cattivi, Sabatti alle pagine 30 e 31, Bollani, la mia TV si ispira a Luttazzi, sempre all'interno dello spazio culturale del Piccolo. La Varsila dunque, abbiamo visto il titolo di apertura, chiede l'avvio della cassa integrazione, no compatto dei sindacati. A sorpresa l'azienda ha inviato una lettera ultimatum sollecitando entro domani un incontro sui contratti di solidarietà. La replica: prima si ottemperi all'accordo, dicono le sigle sindacali, definisce una doccia fredda il rappresentante RSU Fabio Canidisek, che parla di sorpresa nel ricevere la lettera e dice che nulla si firma senza un passaggio con le istituzioni. Canidisek ricorda come Regione e Ministero hanno sottolineato che l'accordo di novembre va realizzato interamente e che l'azienda non ha fatto quello che doveva fare. Noi ci atteniamo a quel che al tavolo è stato detto, dice Canidisek. Se c'è un percorso di reindustrializzazione si fa tutto il resto, altrimenti no, dice l'RSU di Varsila. Lettera inviata ai sindacati, l'amministratore delegato di Varsila Michele Cafagna si rifà alla correttezza e buona fede che deve caratterizzare le modalità di esecuzione dell'accordo e ripercorre le azioni di esplorazione del mercato tramite un advisor. Le richieste di contatto, per la precisione 25, sfociate in alcuni casi in manifestazioni di interesse. Varsila Italia si è impegnata nel dar seguito al contenuto dell'accordo e quindi si attende che per coerenza la stessa cosa avvenga dai sindacati con, diciamo, una sorta di nulla osta per l'avvio della cassa integrazione, invece fortemente contrarie le sigle, come abbiamo visto. Le assemblee, i cancelli e i cortei, queste le foto delle agitazioni del personale operativo e non solo di Varsila, fra cortei cittadini e presidi ai cancelli dello stabilimento. L'inadempienza, dice Antonio Rodà, l'esponente della UILM, sottolinea che il tavolo rimane quello nazionale e fintanto che non verrà alla luce un piano di reindustrializzazione non ci sono presupposti per discutere di cassa integrazione. È palese che l'azienda sia inadempiente rispetto all'accordo, dice Rodà. Non ha portato alcuna proposta concreta di reindustrializzazione e ora non può puntare solo a disimpegnarsi e a far partire i licenziamenti dopo il 30 di settembre. La multinazionale nel testo inviato alle sigle rivendica di aver agito fin qui con correttezza nel rispetto degli impegni. In caso di mancata intesa sugli ammortizzatori il gruppo lascia intendere la volontà di procedere, quindi anche poi ai licenziamenti. La conseguenza sarebbe la violazione del patto di fine 2022 e il possibile via ai licenziamenti già a settembre, come abbiamo appena ribadito. Governo e Regione non vanno allo scontro. Bergamotto avanti per risolvere la crisi. Dopo le accuse mosse al gruppo all'ultima riunione ministeriale si sceglie ora il basso profilo, l'attesa per il prossimo faccia a faccia. Qui la sottosegretaria al Ministero del Made in Italy delle imprese Fausta Bergamotto, una delle parti chiamate in causa sotto la luce del governo per l'avvertenza Varsila per conto della Regione.
L'assessore al lavoro Alessia Rosolén: ribadisco la posizione espressa dal presidente Fedrighi il 18 maggio, afferma Rosolén, il possibile ricorso ad ammortizzatori conservativi è previsto dall'accordo del 29 novembre come strumento finalizzato ad accompagnare l'avvio di un percorso di reindustrializzazione condiviso dalle parti, che hanno individuato nel tavolo governativo la sede per condividere le modalità di attuazione dell'accordo. La Regione ritiene ineludibile ora una nuova convocazione del tavolo. Le parti in causa: per il segretario provinciale della FIOM Marco Relli, l'accordo firmato al Ministero prevedeva un percorso su cui l'azienda è inadempiente. Varsila ora non può chiedere niente, discutere della cassa sarebbe corretto se stessimo facendo valutazioni sui piani industriali di subentro, ma l'azienda non ha fatto nulla. Gli accordi, ribadisce Relli, vanno rispettati da tutte le parti chiamate in causa. La cronistoria ripercorsa da Alessandro Gavagnin della FIM: Varsila ha fatto una cronistoria tutta sua, scrivono di aver fatto la loro parte quando hanno presentato solo 2 manifestazioni di interesse, di cui una smentita di solidarietà. Possiamo discutere, ma non si fanno tavoli separati. L'azienda faccia una richiesta di convocazione al Ministero e lì valuteremo un accordo, a patto che Varsila si impegni a un'integrazione salariale della cassa e ad allungare l'impegno a non avviare i licenziamenti. Questo chiede Gavagnin della FIM, quindi un'integrazione anche sul salario, qualora dovesse essere cassa integrazione, per accompagnare poi il processo di nuovo insediamento di una realtà terza industriale che abbia la volontà, ma soprattutto il progetto di una nuova industrializzazione nel sito di Bagnoli della Rosandra. Cambiamo argomento: prova d'intesa fra Scholz e Meloni, basta puntare il dito, cooperiamo. Il cancelliere tedesco a Palazzo Chigi mette le basi per il piano d'azione Italia-Germania. La Premier punta all'accordo fra Fondo Monetario Internazionale e Tunisia e a un patto di stabilità più flessibile. Qui il cancelliere tedesco Olaf Scholz viene accolto dalla Premier Meloni al vertice a Palazzo Chigi, con la stretta di mano fra i due. Forza Italia ricuce con il PPE e isola i sovranisti. La Lega in Europa con i popolari no grazie. Il pressing su Salvini perché si allontani da Le Pen e da AfD. Tajani incontra Weber a Roma. Patto sui migranti, in retroscena l'accordo dell'Unione Europea. L'Italia vota sì. Polonia e Ungheria contrarie, via libera alle espulsioni anche nei paesi di transito. Il ministro Piantedosi ha detto: non diventeremo il centro di raccolta dell'Europa. Qui la foto di un barchino in fiamme fotografato dalla Geo Barents, 50 migranti che sono stati tratti in salvo. Proprio Scholz ha detto: abbiamo accolto 1 milione di ucraini e 240.000 rifugiati, aiuta il cooperare. Abbiamo discusso con il cancelliere Scholz dell'accordo fra Tunisia e FMI, ha detto invece Giorgia Meloni al termine dell'incontro. Soccorsi in mare doverosi, Mattarella è la giornata della Marina Militare, con l'omaggio proprio del Presidente della Repubblica alla Marina italiana. Doveroso e meritorio soccorso ai migranti in difficoltà nel mare, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri ha definito la preziosa opera delle capitanerie di porto e il loro quotidiano e tenace impegno a controllo dei fenomeni migratori via mare. Oggi la giornata proprio della Marina Militare. Italia-Stati Uniti, il nodo tunisino, lunedì l'incontro fra Tajani e Blinken. Il vice premier dice: bisogna aiutare la Tunisia. Sul tavolo il prestito da 1,9 miliardi proprio del Fondo Monetario Internazionale, ma su questo fronte Washington è scettica. Intanto in retroscena Vespa in piscina e sedie a forma di cactus, ma Meloni arriva in ritardo in masseria. La terza Camera in Salento, rinviata oggi l'intervista del conduttore. Qui poi si ripianificherà questa intervista. Andiamo in regione Friuli Venezia Giulia. Cosa sono questi numeri, questi dati che vediamo dal grafico? Lo riassumiamo dal titolo: dai festival letterari alle rassegne food, 5 milioni agli eventi acchiappaturisti. Definito il riparto per la promozione del territorio, l'assegno più ricco a Friuli Doc. Trieste State però terza con 50.000 euro. Sono i finanziamenti, i contributi regionali per il turismo, quelli più ricchi, perché ce ne sono tanti, vengono riassunti in breve i contributi più corposi, che passano dai 90.000 euro al Friuli Doc
fino ai 38.000 alla API di Miramar per la Trieste Spring Run, quella che a Trieste abbiamo conosciuto come Bavisela per tanti anni. In mezzo però ci sono stanziamenti per un po' tutti i comuni della regione, fra Pordenone, Trieste, Lignano Sabbiadoro, Sappada, Forni di Sopra, Tarvisio, Udine, più di un'occasione con i diversi eventi, a Grado, a Sutrio e a Gorizia, nonché poi a Trieste, come abbiamo detto, sia per Trieste Estate che anche per la API di Miramar. In mezzo ci sono eventi come i 1000 volti di Pordenone, Trieste Estate abbiamo detto, intrattenimento 2023 per tutta la riviera di Lignano Sabbiadoro, il progetto Promo Commercializzazione Sappada 2023, a Improsit Grado 2023, Pordenone Legge, la promozione del turismo culturale, poi anche la promozione Experience Zoncolan, la Agorizia con Crocevia d'Europa, On the Road, turismo culturale e Public History fra Gorizia e Nova Gorizia, il Festival Vicino Lontano, il premio Terzani a Udine e come detto poi la Trieste Spring Run. Gli importi vanno dai 90.000 euro ai 38, in mezzo i 60 a Pordenone, i 50 per Trieste Estate e via dicendo nello schema qui oggi riassunto dal Piccolo. Noi andiamo adesso invece al collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per l'aggiornamento di questa mattina, le segnalazioni in vista della giornata odierna. Buongiorno. Sì, buongiorno Guglielmo, a lei e tutti i telespettatori. Buongiorno De Grassi. Grazie, contraccambio con voi tutti. Allora, per quanto riguarda la notte, tutto relativamente tranquillo, hanno finito un'ora più tardi le pattuglie serali per rilevare un incidente, ma non era niente di grave, penso, ma comunque hanno fatto un po' tardi, ma succede spesso. Per quanto riguarda la giornata odierna, al momento non abbiamo interventi in atto, il traffico da quanto posso vedere sulle nostre telecamere è ovviamente vista l'ora tranquillo, ci avviciniamo anche alla fine delle scuole, perciò scemerà notevolmente dopo questo avvenimento. Per quanto riguarda appuntamenti o ad altro, ho in nota alle 11.30 usciranno delle macchine che sono storiche o comunque macchine di un certo interesse che sono posizionate in piazza Unità, usciranno sulla carreggiata con l'aiuto della nostra pattuglia, perciò potrebbero esserci dei rallentamenti sulle rive. Ricordo questa cosa molto importante invece che ci sono dei lavori, cioè dei test con il tram di Officina, sì. Perciò attenzione a chi parca i veicoli, come spesso accade sulla sede tranviaria, soprattutto in via Martiri delle Libertà, ovviamente è vietato, ma ricordo che soprattutto oggi non è il caso, ecco, in questo caso. Certo. Ancora in nota segnaletica, rifacimento segnaletica notturna questa sera con il raggio notturno nella zona centro, perciò come sempre attenzione ad eventuali cartelli di divieto temporanei, non parcare i veicoli dove c'è segnaletica appunto orizzontale, le righe per terra per intenderci, perché potrebbero ostacolare le operazioni. Al momento io avrei concluso. Grazie al commissario De Grassi, buona giornata, buon lavoro. Parimenti a voi tutti. Buona giornata a lei e ai colleghi e buon lavoro. Attacco al parco giochi, sempre dal Piccolo, ma andiamo a vedere cosa è successo in Francia. Terrore ad Annecy, richiedente asilo siriano accoltella 4 bimbi e 2 adulti. Tra i feriti fratello e sorella di 2 e 3 anni, i testimoni raccontano di quest'uomo che puntava ai passeggini. Qui le foto, gli scatti ripresi poi da uno dei presenti e anche il atterramento dell'uomo al parco giochi, arrestato l'attentatore che di nome fa Abdalmasih Hanoun, 31enne, nato in Siria. Durante l'attacco al coltello ad Annecy, sotto a destra vediamo la foto mentre viene placato dagli agenti francesi dopo aver accoltellato 6 persone. L'uomo avrebbe problemi psichici, la polizia esclude la pista terroristica. Sta di fatto che ha accoltellato dei bimbi e degli adulti, 2 di questi bambini sono in gravi condizioni e poi speriamo se la possano cavare questi poveri bimbi innocenti davanti all'idiozia di alcune persone, in questo caso proprio fuori di testa. Con questo avvenimento, la controffensiva ucraina, Kiev conferma attacchi da Zaporizhzhia a Liman, allarme
alla centrale nucleare, l'acqua non basta più a raffreddarla e l'attacco alla diga è stato un colpo importante se guardiamo all'ampia scala ciò che è accaduto. La controffensiva ucraina dunque è prossima a farsi sentire. Le spie di Xi Jinping a Cuba, un accordo segreto per una base di intercettazioni elettroniche. Il governo dell'Havana in difficoltà economiche ha detto sì a Pechino, dietro un obolo di miliardi di euro. Approfondiremo con il nostro collega Marco Gombacci anche questa situazione geopolitica fra Cuba e Cina. La corsa al riarmo decisa dalla Slovenia, commesse milionarie affidate ad aziende interne specializzate in sistemi di difesa, il progetto di un campo militare green. Nella stessa pagina, voci di crisi in Serbia, Brnabić pronta alle dimissioni, Vučić fa promesse agli elettori, delegazione parlamentare in visita alla sede dell'INCE, l'iniziativa centroeuropea a Trieste. Per il presidente Kayata è necessario accelerare il processo di integrazione dell'Unione Europea. Andiamo altrove, il giallo del biglietto imposto per entrare nella cattedrale a Zara, servono 3 euro, ma il parroco non sapeva nulla. In scena a Cesana le giornate dedicate al Giappone, bonsai, origami e il rito del tè a Villa Mirasso. Andiamo oltre e vediamo il dramma dei femminicidi, il killer delle fidanzate. Dopo 9 anni risolto il giallo della scomparsa di Sibora Gagani in Spagna, fu uccisa dal compagno italiano e murata in casa. La svolta dopo aver ammazzato anche la sua nuova partner, il racconto degli inquirenti, un mostro freddo e senza cuore. Qui il racconto è anche l'analisi poi psichica di chi è intervenuto a commento. Non ho ancora deciso di lasciare la vita, ma voglio essere libera di poterlo decidere e fare. La testimonianza di Laura Santi, che come la triestina ha avviato una battaglia legale per riuscire ad accedere al suicidio assistito. Questo è il dibattito sui diritti che è in piedi un po' in tutte le sedi istituzionali, dal governo al Parlamento, ma anche a Trieste abbiamo visto come ci sia stata una volontà di far emergere il problema davanti al Tribunale per quella che è la scelta del fine vita. Serracchiani chiede il rispetto delle garanzie costituzionali, Giorgi no alle intromissioni, le voci di centrosinistra e centrodestra, angosciante si debba andare in tribunale per esercitare un diritto di libertà e dignità, ha detto Deborah Serracchiani. Pagina economica, il Nord traina la crescita, il Friuli Venezia Giulia tra le regioni di testa. Nel 2023 il PIL atteso è al più 1,2%, fa meglio il Veneto, più 1,5%, e la Lombardia più 1,7%. Il rapporto del Centro Studi di Confcommercio conferma il divario fra le diverse regioni del paese. Leggiamo le prime righe di questo articolo. Crescita sì, ma non per tutti. Nel 2023 si conferma il divario tra nord e sud dell'Italia. Il primo si prepara a mettere a segno una crescita di 3 volte tanto rispetto al secondo. A trainarla sarà ancora una volta la Lombardia, regione che prevede un PIL in aumento dell'1,7%, seguita dall'1,5% di Veneto e Valle d'Aosta. Resta giù dal podio, ma pur sempre tra le regioni di testa il Friuli Venezia Giulia, con un aumento del PIL previsto per quest'anno attorno all'1,2%. Se il Nord si conferma dunque locomotiva del paese con una previsione di crescita del PIL pari all'1,4% medio per tutto il Nord, tanto per l'area occidentale che per quella orientale, difatti il Sud appare invece fermo ai box, con crescita zero per Calabria e Sardegna e con una previsione del più 0,5% per l'intero Mezzogiorno, mentre fa meglio il centro, dove l'attesa per il PIL 2023 è quella media nazionale, cioè l'1,2%. Poi le strategie, anche singole, in questo caso di Barilla, 1 miliardo di euro per la leadership del gruppo alimentare che è operativo anche nel territorio giuliano. L'Eurozona è in recessione, a pesare la lotta all'inflazione, le previsioni per l'intero 23 restano positive, ma preoccupa la frenata di paesi come Germania e Olanda. Indebitati per sopravvivere alla crisi, un italiano su 3 chiede un prestito per far fronte alle spese correnti. Cala dunque il risparmio medio degli italiani, qui il mercato azionario per chi ha interesse a seguire le varie
aziende. L'eccesso di verità è quel poco che ci basta, scrive invece Pieraldo Rovatti oggi per Il Piccolo. Pagina locale, bus, da domenica l'orario estivo al via, rinforzate le corse verso il mare, dalla 36 giornaliera per Barcola alle linee Mugge e Sistiana, con lunedì addio al servizio a chiamata. Poco apprezzato, ha detto il presidente della Trieste Trasporti Marzi Wildauer, del 56% degli utenti intervistati, scarso interesse in merito al TS on demand, l'autobus a chiamata. Dall'11 la freccia in più per Milano e il treno bici collegato a Venezia, il versante ferroviario ufficializza le novità, a Muggia invece link confermati, motonave con orari ad hoc per connettere la stazione alla cittadina. E dunque entra in vigore domenica l'11 giugno l'orario estivo del servizio di trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia, e a Trieste, per quanto riguarda la Trieste Trasporti, come per ogni estate anche in questo 2023, ritornano i collegamenti giornalieri dell'autobus 36 fra Via Giulia e il bivio di Miramare, la deviazione della linea 9 verso Riva Traiana e la linea 70 tra Visogliano e la Baia di Sistiana. A partire dal lunedì inoltre verrà sospeso il servizio di bus a chiamata TS on demand. L'orario estivo rimarrà in vigore fino a domenica 10 settembre, il giorno prima dell'apertura delle scuole. Di seguito poi nell'articolo le principali novità di quest'estate. La linea 7 per quanto riguarda l'area muggesana viene intensificata fra Muggia e Lazzaretto con 20 partenze supplementari da ciascuna capolinea di sabato e altre 15 la domenica, replicando così il servizio che veniva precedentemente svolto nei fine settimana dalla linea stagionale 90 fra Lazzaretto e il parcheggio Alto Adriatico. Poi all'interno dell'articolo trovate le ulteriori modifiche e i potenziamenti. Intanto il tram torna a farsi vedere fra il centro e Scorcola, sono i test di guida dei scuola guida dei futuri manovratori. Noi eravamo sul posto ieri mattina con Marco Stabile proprio a vedere le prove di collaudo e le prove su binario per i futuri conducenti. Prove tecniche in diretta del tram di Opicina che sono iniziate oggi dopo i lavori. Lo vedete qui all'attaccatura della parte di teleferica con le prime prove del tram dopo i lunghi lavori per il ripristino della linea. Qui si tratta ovviamente di una serie di operazioni di rodaggio per poi consentire la riattivazione della linea. Vedete, è stato agganciato per il tratto di teleferica il tram di Opicina, vedete all'interno i macchinisti che si spostano dalla cabina anteriore a quella posteriore. Tra l'altro li salutiamo, buongiorno, carissimi, buongiorno e buon lavoro ovviamente. Ecco qua le prove tecniche del tram di Opicina, scuola guida, macchinista all'interno che abbiamo appena salutato, e la movimentazione del tram di Opicina qui dal tratto in cui si aggancia alla porzione di teleferica fino alla parte cittadina e capolinea. Sentite? Ha suonato ovviamente il clacson per liberare il passaggio davanti a sé delle auto che passano e girano verso via di Scorcola, e ora si dirige in basso verso piazza Oberda. Vedete, manovratore alla guida, scuola guida, il cartello che fa capire come. In precedenza c'era il manovratore esperto che spiegava come bisogna lavorare in cabina, poi è arrivato il giovane, il futuro conducente del tram. Lo vedevate con la pettorina arancione a differenza di quella gialla del conducente esperto, che ora invece si sta impratichendo in vista di poter finalmente ospitare i passeggeri. E la domanda principale dei cittadini è quando rivedremo il tram. L'attuale fase di pre-esercizio richiederà ancora del tempo, nessuno intende sbilanciarsi con una data precisa. Leggiamo dal Piccolo la cautela da parte del Comune prima di avanzare delle date di ripristino della stessa linea tranviaria cittadina. Ci fermiamo per la pubblicità, rileggeremo altri articoli del Piccolo nella seguente mezz'ora per la rassegna stampa
che proseguiremo fino alle 8. Tra poco. Continuiamo la lettura del giornale questa mattina. Distretto del commercio, salgono le risorse coinvolte, 6.148 imprese. A Trieste una parte dei 10,5 milioni per i progetti di rilancio del settore, iniziative anche per il turismo e la sostenibilità. Salgono infatti a 10 milioni e mezzo di euro che la Regione stanzia per i nuovi distretti del commercio e che in parte saranno destinati anche a Trieste, del cui distretto fanno parte 6.148 imprese a Muge e a Duino Orisina, che rientrano nel distretto di Monfalcone e che contano rispettivamente 220 e 318 imprese. Saranno infatti stanziati in assestamento ulteriori 4.500.000 euro a favore dei distretti che si sommano a quelli già stanziati, ovvero 6 milioni, così da dare copertura, annunciato ieri durante la presentazione dei distretti a Udine l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini, a tutte le 20 progettualità riconosciute. Una sfida che nasce dalle sollecitazioni dei territori e che possiamo dunque dire come vinta. Mentre adesso Trieste, troppi cittadini in attesa di una casa popolare, proprio la sfida alle istituzioni, il gruppo di Adesso Trieste in Consiglio Comunale, il pressing sul patrimonio immobiliare pubblico. Ieri in conferenza Riccardo Laterza, capogruppo della lista civica, e Giulia Massolino, che ora ricopre l'incarico di consigliera regionale di Patto per l'Autonomia, con le quali proprio Adesso Trieste ha stretto un accordo per le elezioni regionali, avendo loro come valori politici molte affinità, quindi il Patto per l'Autonomia viene in qualche modo a essere la componente di rappresentatività triestina con Giulia Massolino proprio della lista civica comunale Adesso Trieste. Capoluogo giuliano, città da abitare in cui però è sempre più difficile trovare un alloggio a prezzi contenuti e condizioni adeguate. Nell'ultimo anno, complice il boom turistico e la corsa all'insù dei tassi di mutui, la disponibilità di immobili in locazione in regione è diminuita del 13%, mentre il prezzo medio a metro quadrato, dicono i dati della FIAIP, è aumentato del 7%, quasi 2.800 famiglie sono in attesa di una casa popolare, mentre circa 70 universitari, pure idonei per reddito, non risultano beneficiari di un alloggio studentesco. La situazione di alta tensione abitativa in città è stata fotografata, come detto, ieri mattina proprio da Adesso Trieste. Il Comune stringe sul degrado ex Fiera, Verde e Parcheggi per spronare il gruppo MID, l'incontro con i progettisti Morena e Novarina. A metà luglio l'incontro decisivo sul piano attuativo, se sarà completato in autunno andrà in consiglio. Poi le demolizioni di ciò che permane oggi nell'area dell'ex Fiera, che ieri abbiamo rivisto con le immagini di Franco Torricella nel racconto del servizio di Laura Buccarella, che andiamo a vedere. Si sblocca il progetto per far rivivere l'ex Fiera di Trieste da parte della carinziana MID, che non solo intende garantire tutte le opere pubbliche richieste dal Comune, dall'accessibilità ai parcheggi, ma rilancia con ulteriori aree verdi previste sul lato di via Sette Fontane e piazzale De Gasperi e l'installazione di pannelli solari su quello che diventerà il nuovo centro commerciale. Al termine dell'incontro svoltosi questa mattina in municipio con i tecnici della società austriaca, l'assessore all'urbanistica Michele Babudel si è detto soddisfatto dalle garanzie ricevute. Le indicazioni sul progetto consegnate ai proprietari dell'area lo scorso 26 aprile da parte degli uffici del Comune sono state recepite sia in termini di integrazioni al PAC del progetto sia di opere d'urbanizzazione. Soddisfatto anche l'architetto Francesco Morena, incaricato del progetto, che si è detto fiducioso di poter procedere in tempi stretti. Entro l'autunno potrebbero ripartire i lavori, in quanto il progettista intende presentare prima delle ferie, ovvero entro luglio, la stesura definitiva con tutti gli elementi concordati oggi, comprese le novità green del più ampio spazio dedicato alle aree verdi, con la piantumazione di circa 90 alberi e arbusti in più del previsto lungo il lato su via Sette Fontane e risistemando tutto il piazzale De Gasperi, e dello sfruttamento dell'energia solare che potrebbe preludere alla costituzione di comunità energetiche in zona. Il piano è infatti molto complesso, ha spiegato l'architetto, e non riguarda solo il nuovo centro commerciale
commerciale e i 150 posti auto in più per i residenti, ma la riqualificazione di un intero quartiere molto popolato. Questo è il racconto di Laura Buccarella, poi vedremo quando cominceranno effettivamente le nuove demolizioni, poi lo sblocco della fiera. Domani va in scena nella pineta barcolana lo stop ai mozziconi alle 18:30, basta cicche. Qui in foto Luca Salvati del Partito Democratico e Diego Enrico che presentano questa rassegna, più che rassegna, questa iniziativa basta cicche, stop ai mozziconi. Si terrà domani sabato 10 giugno alle 18:30 alla pineta di Barcola, il primo di diversi appuntamenti nell'ambito dell'iniziativa Basta Cicche, lanciata dal WWF e dalla ASD al Wholesale e dei club SUP e Kayak. L'iniziativa è stata presentata ieri, hanno relazionato il consigliere comunale Dem Salvati e il dirigente del club SUP e Kayak Diego Enrico. In queste zone i mozziconi sono la tipologia principale di rifiuto che viene purtroppo rinvenuta ed è anche la più pericolosa per l'ambiente. Nell'ambito della mobilitazione Puliamo l'Italia, sostenuta da WWF Italia, si ripropone la raccolta di mozziconi sul popolare lungomare balneare di Trieste, dove l'avanzo di sigarette è particolarmente invasivo. È un'iniziativa che portiamo avanti da anni, con un appuntamento mensile da giugno e a settembre, ha spiegato Enrico, per sensibilizzare le persone a non abbandonare i mozziconi di sigarette in pineta, vicino al mare, ma anche in città. Si tratta di iniziative, ha evidenziato Salvati, che dovrebbero avere sempre maggior diffusione ed essere attivate anche dagli stessi enti pubblici, in teoria neutrali e naturali registi delle associazioni del territorio. Andiamo a leggere ancora un articolo in questa pagina, il raduno fucsia per dire basta ai femminicidi, l'iniziativa di ieri alle 19 in piazza Ortis. Si contano decine e centinaia di fazzoletti fucsia, su ognuno di loro si legge il nome di una donna, Giulia, Pierpaola, Elena, Maria, Anna. Da 1 anno e mezzo il movimento femminista Non Una di Meno ne lascia lì uno ogni volta che una donna viene uccisa dal proprio compagno, marito o ex, e questo è stato un modo per sensibilizzare una volta di più l'opinione pubblica. Da Trieste la regione lancia Eurocadeia Villa Manin al Gopčević in vista della fiera del 13 di ottobre. Grecia e poi il ritorno in Antartide, le nuove missioni della nave Laura Bassi, subito il primo viaggio a ottobre, il secondo con ulteriori innovazioni. Oggi la ministra Bernini in visita alla nave rompighiaccio pronta a ripartire dopo la tappa in città. Per chi ha attraversato le rive fra ieri e questa mattina, insomma in questi ultimi giorni, ha visto proprio la nave ormeggiata vicino alla stazione marittima con la sua stazza imponente, scrive Giulia Basso oggi per Il Piccolo, e il rosso sgargiante della sua prua. Mercoledì ha offerto uno sfondo mozzafiato alle foto triestine di Gabriele Salvatores e Pierfrancesco Favino giunti in città per presentare il prossimo film del regista napoletano Napoli-New York, che sarà girato in parte a Trieste. Ieri è stata protagonista di un incontro organizzato in occasione della giornata mondiale degli oceani e delle celebrazioni per il 270° anniversario della fondazione della Scuola di Astronomia e di Navigazione, che ha ripercorso attraverso filmati e testimonianze la sua ultima campagna antartica da record, che l'ha vista toccare il punto più a sud mai raggiunto in navigazione. Oggi ospiterà a bordo per una visita la ministra dell'Università Anna Maria Bernini nella sua tappa nel capoluogo giuliano. La nostra nave rompighiaccio Laura Bassi, che l'OGS gestisce per conto di tutta la comunità scientifica nazionale, finalmente riposa, ormeggiata lungo le rive, ma per questa avventuriera dei mari più impervi del pianeta sarà una pausa davvero breve, già pronta a ripartire stasera o al massimo domani per una missione scientifica in Grecia. Invece ieri al Parco della Rimembranza una pietra in memoria di Brunner a San Giusto, con la cerimonia, come detto, proprio al Parco della Rimembranza. Cavalieri e antichi soldati al Castello di San Giusto. Trieste rivive in passato nella sua stessa fortezza, proprio quella del Castello di San Giusto. Ieri è stata presentata difatti l'iniziativa della Legiomania e della mostra delle armi. Da domani a fine agosto le stagioni delle armi, si torna così
fra il XV e il XVII secolo, e a settembre al Winkelmann riecco invece l'egemania in quello che è il giardino del capitano, con accampamenti, tende, lo stile di vita dell'epoca rivissuto con rievocazioni storiche, costumi, oggettistica e tanti altri oggetti vari. Oltre 100 bambini al Grezar per le Olimpiadi della Slataper, dal lancio del Vortex al salto in lungo, passando per le prove di corsa, la prima edizione dei giochi di fine anno davanti alle tante famiglie. Poi aromi e storie dentro una tazzina, al via sul piccolo Io e il caffè, dall'anziana barista all'atleta che si carica con un nero, la rubrica che racconta riti e gusti dei triestini e i segreti svelati da Bazzara. Bazzara, che è uno degli imprenditori del caffè più attivi e energici del settore, nonché anche della nobile arte delle torrefazioni a Trieste. Comincia l'estate di Castelreggio, servizi in spiaggia senza rincari, cancelli aperti da questa mattina alle 9, alle spalle il momento di incertezza. Si apre con la balneazione, a breve la ristorazione con le specialità del territorio, lo storico stabilimento della Baia di Sistiana dunque apre i battenti, però ci sono ancora dei punti di domanda dietro ad altre aree proprio di Sistiana. Da Sistiana passiamo a Servola, pali e rumori, i media nell'area dell'ex Ferriera per documentare i fatti, resta in primo piano il dibattito sui rumori provenienti dall'area dell'ex Ferriera percepiti fino a Muggia, dopo che nei giorni scorsi i consiglieri comunali di minoranza Sergio Filippi, Maurizio Fogart, Ian Ticci e Loris Di Lena avevano illustrato in una conferenza stampa quanto emerso dal sopralluogo effettuato il 23 maggio, affermando che i pali di sostegno conficcati nel terreno erano risultati solo 7, nota a margine erano previsti centinaia, e che i rumori notturni andavano addebitati alla rottura delle piattaforme in cemento armato. Ora intervengono in questione il sindaco di Muggia Polidori e Vittorio Petrucco, proprio della ICOP. Abbiamo fatto il giro del piazzale, spiega il sindaco Polidori, anche là dove si scaricano i materiali ferrosi e dove vengono messe in opera le palificazioni, ma dirò di più, evidentemente la parola data per certe persone non ha lo stesso valore, in quanto era stato detto che avremmo tentato di metterci d'accordo per un testo condiviso per relazionare e informare la cittadinanza. Invece, prima il consigliere Tic sui social e poi la conferenza stampa dei 4 consiglieri ha vanificato tutto. Per Polidori sarebbe auspicabile estendere ai giornalisti la possibilità di effettuare un sopralluogo in maniera da smentire quanto affermato dal consigliere Fogar, che parla di soli 7 pali, eravamo accanto a una sfilza di pali già inseriti nel terreno. Quanto ai rumori, confermo la mia disponibilità a rapportarmi con cittadini che dovessero sentirne di molesti. Polidori infine, per quanto riguarda i materiali ferrosi attenzionati da parte del NOE, si chiede come mai il consigliere Fogar, durante il periodo in cui era consulente di Arvedi, non ha pensato di far intervenire i carabinieri e invece lo ha fatto ora che si stanno eseguendo i lavori di messa in sicurezza della linea di costa. Anche Petrucco si dice disponibile a un sopralluogo da parte dei media. Il numero di pali è una questione su cui non ha senso fare polemiche, i pali dichiarati ci sono ed è innegabile. Sulla questione rumori, noi lavoratori dalle 5 del mattino a mezzanotte, Fogar sostiene che noi lavoriamo dalle 5 del mattino a mezzanotte. Fogar sostiene che non si tratta di un effetto delle palificazioni ma della rottura delle piattaforme di cemento armato. Noi di notte eseguiamo solo palificazioni. Infine un'altra inesattezza: io non ho comprato da Arvedi, la proprietà di quella zona è del demanio. Abbiamo solo un titolo di occupazione temporanea urgente per fare i lavori di demolizione. A breve, spero, diventeremo concessionari di una parte di quelle aree. Abbiamo letto tutto l'articolo su La Ferriera. Dai vinili al ferro battuto, torna domenica a Muggia la Corte dei Miracoli, il mercatino all'aperto, come detto, in quel di Muggia. Chirurghi dell'occhio da tutta Italia a convegno in Porto Vecchio, nel centro congresso. Invece ecco il lapidario dei deportati, ieri la presentazione in consiglio regionale. Cabino via, non siamo davvero tutti contrari, le scrivono al piccolo i lettori. Meloni alla dunata, quel cappello alpino era appropriato, scrive ancora
in questo caso Salvatore Porro, già 8° reggimento Bersaglieri, caserma Martelli e Pordenone, mentre la napoleonica Verde Malconcio e ailanti dappertutto, scrive Sergio Bellotto. L'alluvione e le guerre, clima e sviluppo, nella lettera di Fabio Denitto. Geo Adriatico, la partenza dal MIB, il simposio al Ferdinandeo, Camera di Commercio, incontro sulle norme di navigazione adriatiche, poi il dibattito, alluvioni in Emilia Romagna, non si può addossare all'ambientalismo la colpa dei disastri ampiamente previsti, ha scritto Dario Gasparo. In questa lettera, lo spazio culturale, i cattivi del Coroneo raccontano speranze, evasioni e redenzioni. Enrico Sbriglia, già direttore della Casa Circondariale, raccoglie in un romanzo Verità per Edicusano storie vere di vita nel carcere. Oggi la presentazione del Circolo della Stampa, qui Enrico Sbriglia, che per tanti anni ha ricoperto il ruolo di direttore del carcere del Coroneo. Chetti La Rocca e Rosa Rendel, dialogo di poesia visiva tra moda, musica e design, in quest'altro articolo del Piccolo. La musica senza confini del pianista Jazz Bollani, improvviso con i giovani. Stasera al concerto a Udine, domani a Rossette a Trieste. Per fare la televisione mi sono ispirato a Lelio Luttazzi, ha affermato. Trieste, l'architettura in 3 volumi, tra pratica e pensiero. Oggi e domani la stazione Rogers si discute delle pubblicazioni della EUT. Il Piccolo Libri racconta quando la Callas a Trieste incantò con Casta Diva, domani in edicola con Il Quotidiano. Lo sport, la Servolana senza campi, fa un passo indietro, riposizionamento in D per salvare le giovanili, la vicenda emblematica di una società storica, tra impianti inagibili, pochi spazi e il sogno di una tensostruttura. Un passo indietro per sperare di farne uno in avanti nel futuro, o almeno per continuare la storia della Servolana, una delle più vecchie e gloriose società di basket del territorio, e l'altra faccia della medaglia, quella che resta nell'ombra del movimento sportivo, che spesso indossa la maschera del va tutto bene anche no. La Servolana, dopo una decina di giorni di riflessione, ha chiesto formalmente il riposizionamento in Serie D. In sostanza chiede di propria iniziativa di scendere di categoria con la prima squadra. Una decisione sofferta, dolorosa, ma l'unica possibile per non penalizzare il settore giovanile. Sarebbe stupido buttare soldi spendendo 2.500 euro di parametro per un giocatore di C e poi dover dire ai ragazzini che dovremmo ridurre l'attività giovanile. Questa scelta dunque va incontro alla crescita dei più piccoli. Al playoff, al via la finale scudetto Milano-Virtus, la Serie A2 ha scelto le magnifiche 4, siamo ancora al basket. Con Godeas ci spostiamo al calcio. Godeas ha detto sì al Sistiana, resto ma ho messo dei paletti. Già Denis Godeas ha ricoperto in questi anni il ruolo di allenatore del Sistiana. L'ex bomber dell'Unione continuerà ad allenare, ma voglio alzare l'asticella. Il presidente Disnan, risposta negativa al San Luigi. Denis già al lavoro con il direttore sportivo. Qui Denis Godeas, l'ex bomber della Triestina e attuale allenatore del Sistiana. Calcio, sul mister Unione in stand-by e nel casting per il Brescia spunta anche l'ex Bucchi. Per la panchina della Triestina in Serie C ancora punti interrogativi da dover sciogliere. Il caso, il Pordenone cerca di vendere i pezzi migliori a alcuni giovani. Come era facilmente prevedibile, la difficile e incerta situazione societaria del Pordenone potrebbe essere un terreno fertile per la partenza di parecchi giocatori neroverdi, anzi per molti di loro si parla addirittura di un interesse da parte di alcuni club di Serie B, un discorso che riguarderebbe Aieti, Pinati, Episcopo, ma anche Zammarini e Torrasi. Ma ci sono anche dei giovanissimi neroverdi sui quali avrebbero messo gli occhi anche l'Inter e altre squadre di vertice. Innanzitutto il classe 2009 Denis Dieci, di cui si dice un gran bene, è capocannoniere del campionato Under 14 con ben 37 reti, ma anche il coetaneo difensore Nicolas Tosolini. Nel merino dei nerazzurri ci sarebbe anche il 2007 Giulio Mosca. Intanto nelle file del Vicenza il portiere Confente ha prolungato il suo vincolo fino al 2025. Il prossimo Tuffi Show sarà all'aperto, qui gli atleti dei Tuffi, e poi ancora calcio, nessuno è perfetto. Domani la finale di Champions League, City super favorito contro l'Inter, ma il pronostico può anche essere
sovvertito, il pronostico può danneggiarle proprio il City. Anche gli eroi del triplete sabato sera saranno in tribuna a sostegno dei neroazzurri, qui l'allenatore Simone Inzaghi. Gli eroi del triplete del 2010 con la vittoria, vi ricorderete, almeno soprattutto gli interisti, vittoria del campionato, della Coppa Italia e della Champions League in quell'Inter guidata da José Mourinho. Lì giocavano Julio César, Cordoba, Maicon, Materazzi, Cambiasso, Snyder, Pandev, Milito, oltre a Zanetti, anche che segue l'Inter da vicino in quanto vicepresidente del club. Questi sono stati invitati proprio a seguire la partita di Champions. Fra gli altri anche grandi ex, Adriano, Figo, Berti, Altobelli, Beccalossi, Zamorano e Breme. Massimo Moratti, presidente del Trionfo di 13 anni fa, ha preferito invece restare a Milano a seguire la partita in televisione. Qui Guardiola con Erling Haaland, l'attaccante norvegese, considerato il migliore giocatore della Premier League, sarà sicuramente un banco di prova tostissimo per l'Inter domani, che ha sicuramente lo sfavore del pronostico contro la corazzata del Manchester City guidata da Guardiola. Il pedagogista, l'uomo in più di Mancini, sentire l'azzurro deve essere di esempio. Nations League, giovedì la semifinale con la Spagna, il consulente viene dal volley e si affiancherà all'equipe azzurra. Il ciclismo, Giro d'Italia Next Gen, il triestino Skerle in forze, parte domenica la corsa riservata ai giovani con l'ultima tappa a Trieste, ma lo sprint era in dubbio a causa di una bronchite. Canottieri Adria, simbolo dell'inclusione al Lido per Play the Games, la società è l'unica della regione presente nel weekend a Venezia nell'evento di Special Olympics Italia con 450 atleti da tutto il paese. Spadoni, terzo in Coppa del Mondo di vela, qui la foto con il pollice alzato. Per la pallanuoto gli under 16 alla Bianchi per centrare le semifinali. Questa è l'ultima notizia della pagina sportiva. Ieri invece, cambiando decisamente argomento, abbiamo fatto un passaggio in Portovecchio con l'assessore comunale Michele Babuder per vedere l'avanzamento dei lavori dell'antico scalo. Nel futuro vialone che percorre in questo punto, in questo tratto, l'area retrostante al notissimo ormai magazzino 26. Lavori che procedono a spron battuto, che hanno riguardato i sottoservizi, che riguarderanno chiaramente la strada, la pista ciclabile, e dietro di noi, alle nostre spalle, ci sono anche i primi alberi piantati in questa porzione di Portovecchio. Che sono dei lavori che sono in itinere, quindi che si stanno realizzando, concretizzando, e che riguardano principalmente la bretella, quell'asse stradale che porta da Largo Città di Santos fino all'ingresso del Portovecchio retrostante al magazzino 26. È un intervento di circa 9 milioni di euro che prevede, come potete vedere, la realizzazione di ingenti lavori sui sottoservizi, sull'illuminazione, e che prevederà ovviamente la realizzazione di una pista ciclabile in strada, di un marciapiede e la realizzazione di un viale piantumato che sarà, diciamo, un secondo accesso all'area del Portovecchio, partendo questa volta non più da Viale Miramare ovviamente, ma da quello che è il centro cittadino. Saremo su una strada a doppio senso di marcia per il momento, e in carreggiata avremo anche una pista ciclabile monodirezionale. In questo tratto si vede anche come sarà conformato il marciapiede, che avrà una larghezza variabile e abbastanza ampio, piuttosto ampio, anche per consentire una massima accessibilità delle aree per i pedoni, per tutti quelli che avranno voglia magari di venire a correre, così come facevano fino a quando abbiamo iniziato i lavori. Le imprese sono delle imprese che stanno lavorando con grande impegno, e quindi noi siamo fiduciosi che questi lavori si concluderanno entro l'anno. Gli alberi si iniziano piccolini a vedere, tra l'altro erano già stati piantati dalla parte del centro congressi. Anche in quest'area, ovviamente, che in precedenza era priva di alberature, sono stati piantumati i primi alberi, così come verranno piantumate, faccio un'anticipazione,
ulteriori piante sia nella prossima settimana sul lungomare di Barcola in sostituzione di arbusti che erano stati danneggiati o che erano comunque diciamo deperiti, sia nell'arco dell'anno entro l'autunno circa 200 piantumazioni, oltre 200 piantumazioni in tutto il centro e anche nella periferia, nella prima periferia cittadina. Questo in Portovecchio, noi siamo già in compagnia dell'assessore comunale alla sicurezza Maurizio De Blasio. Ben trovato assessore. Grazie, buongiorno a tutti. Noi adesso andremo in pubblicità, ma tra poco ritorneremo proprio in compagnia dell'assessore De Blasio per affrontare i vari argomenti. Uno su questi è anche l'armamento della polizia locale, perché ho visto che ci siamo ormai. Sì, no? sì, è questione di giorni, ecco, sono settimane, ma parliamo di giorni. Fra poco ci darai i dettagli. Breve pausa, torniamo tra qualche minuto. Noi torniamo in diretta con Sveglia Trieste e oltre all'assessore Maurizio De Blasio, presente qui con noi in studio, di nuovo buongiorno assessore. Buongiorno a tutti di nuovo. Assessore alla sicurezza e alla gestione della polizia locale a Trieste, siamo collegati con Marco Stabile, a cui do subito la linea per descriverci questa mattina quale sarà il contributo esterno che godremo fino alle 10. Buongiorno. Buongiorno e bentrovati, sarà un viaggio in Val Rosandra, quello che faremo questa mattina, il canyon a pochi passi dal mare, l'ambiente di montagna che da sempre è teatro di tante escursioni dei triestini, un ambiente particolare dal punto di vista naturalistico con il torrente Rosandra e non solo, storico con l'acquedotto romano da una parte e dall'altra la strada del treno e naturalmente anche sportivo, le palestre di roccia che diedero i natali alle imprese di Emilio Comici. Di questo e di molto altro, tra cui ovviamente l'ambiente speleologico, le tante grotte che si aprono sulla Val Rosandra, parleremo insieme all'amico Sergio Dolce, biologo, speleologo e ex direttore del Museo di Storia Naturale, che ci ha accompagnato in tanti viaggi percorsi assieme, tra cui gli ultimi a Bagolando. Buongiorno Sergio e ben trovato. Buongiorno, ben trovati a voi. Allora, alle nostre spalle siamo a San Lorenzo, abbiamo una visione bellissima, panoramica della Val Rosandra, una Val Rosandra verde mi viene da dire, dopo le tante precipitazioni, forse mai così verde degli ultimi anni. Direi che la vegetazione ha approfittato proprio di queste ultime piogge dopo un lungo periodo di siccità. Vediamo subito anzi che certi ghiaioni, certi macereti sono quasi nascosti, un po' camuffati, no, dalla vegetazione e quindi oggi l'aspetto è un po' meno roccioso, possiamo dire, questo della Val Rosandra. Da qui, da questo bellissimo belvedere, da questo bellissimo panorama, possiamo vedere, grazie anche al sole che non è ancora molto alto, c'è un po' di luce radente, possiamo vedere in pieno il crinale, cosiddetto crinale della Val Rosandra, che proprio esce così con questa visione tridimensionale e si stacca dal Monte Carso. Ben scandito. Diciamo anche qui tutta una questione geologica di strati dell'anticlinale del Monte Carso, questa parte che si è staccata e si è separata dal Monte Carso stesso. Ecco, dottor Dolce, diamo l'idea anche di quello che faremo, di quello che andremo a vedere in questa serie di collegamenti in questa mattinata assieme. Tra l'altro Bernardo avrà con sé anche il contributo di uno storico nella seconda parte per parlare di alcuni aspetti storici della Val Rosandra. Noi ci muoveremo tra grotte, natura e altre particolarità della valle. Certamente, ricordiamo subito che la Val Rosandra è una riserva naturale regionale istituita dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 1996, spero di non sbagliare, prima era riserva comunale e questa riserva ha come simbolo il pipistrello. Ecco, quindi noi andremo a vedere l'ingresso di alcune grotte della Val Rosandra, specialmente quelle che si aprono sul versante orografico destro e alcune di queste sono grotte anche frequentate proprio dai pipistrelli tipici della Val Rosandra.
Bene, allora Bernardo, tra poco ci sposteremo in un altro punto per farvi vedere le particolarità della Borosandra. Restate con noi, ti restituisco la linea. Tra poco, via via, ogni collegamento vi darà, diciamo, una visione di una particolarità diversa, di una grotta, di uno spunto storico piuttosto che naturalistico. A tra poco. Molto bene, grazie, ci ricolleghiamo tra poco. Assessore De Blasio, l'avevo già anticipato prima quando abbiamo fatto i primi passaggi di presentazione antecedenti le pubblicità. Per il processo di armamento della polizia locale siamo ormai prossimi alla partenza del servizio, seppur diciamo gradualmente, no? Certo, ormai entro la fine del mese chiuse alcune pratiche interne, alla fine di questo iter partiremo con le prime pattuglie che ovviamente saranno composte da personale che è nella polizia locale già da qualche tempo, e con l'idea di concludere gradualmente l'inserimento anche del nuovo personale entro i primi mesi del prossimo anno. Quindi l'operatività piena sarà il prossimo anno? Sì, l'operatività, il corpo completamente armato e la piena operatività sarà nei primi mesi del prossimo anno. Senta, volevo domandarle, che momento è questo del lavoro del suo assessorato fra diciamo, l'inizio dell'estate e quindi anche probabilmente un calo di quella che è parte dell'attività non amministrativa, più politica forse, e tante anche situazioni da gestire, vedi l'emergenza immigrazione? Certo, è un momento in cui si verificano diverse situazioni. Da un lato c'è la chiusura di una stagione, mi viene in mente la scuola, ecco. E dall'altro bisogna prendere atto invece di cose che iniziano con la bella stagione, ecco, non ultime quello del legato all'immigrazione, perché è chiaro che la stagione primavera-estate è stata una primavera un po' strana questa, ma favorisce in qualche modo il flusso immigratorio, quindi ci sono cose da gestire. E a questo si aggiungono altri fenomeni, altri episodi che sono proprio legati alla stagione. Quindi se da un lato si chiudono alcune cose, altre se ne riaprono e quindi l'impegno è costante. Un accenno immagino anche a Barcola, ai Topolini, dove sì, ogni estate andiamo, per fortuna in maniera episodica e non sistematica, ma a verificare che ci sono alcuni atti di vandalismo, alcuni diciamo bivacchi. Lì come si intende gestire la situazione? Ripeto, è più episodica che sistematica, però poi i bagnanti il giorno dopo trovano i vetri, trovano la sporcizia, trovano altre cose maleodoranti, eccetera. Allora, Barcola è un'area che si sveglia d'estate, ovviamente, diventa il luogo in cui tutti noi triestini, no, ci rechiamo per il cosiddetto bagno, e presenta diversi fenomeni, perché c'è il fenomeno legato alle serate estive, quindi alla movida, ci sono fenomeni di bullismo, teppismo che speriamo, ecco, il lavoro è renderli episodici e non sistematici. Ci sono criticità del traffico, quindi è una zona in cui si concentra l'attenzione, ecco, da questo periodo fino al termine della stagione estiva. Il nostro lavoro è quello di gestire ovviamente le situazioni, la realtà che si crea, e per quanto riguarda invece i fenomeni più pericolosi, diciamo così, quelli che la cittadinanza avverte anche come con maggiore fastidio, che sono appunto gli episodi di microcriminalità, ecco, là il lavoro è fare in modo che questo tipo di fenomeno non degeneri. Ecco, io dico spesso una frase che è quella, ritengo che il mio mandato mi imponga di fare in modo che la cittadinanza non si abitui e non si rassegni a determinati fenomeni. Quindi
Ecco perché noi prendiamo in grande considerazione tutte le segnalazioni che ci arrivano. Alcune effettivamente sono di episodi isolati, ma quel segnale non può essere trascurato. Quindi se effettivamente un episodio è isolato lo scopriamo solo quando si fanno le giuste verifiche, le giuste indagini. E invece interveniamo per quanto possibile, e qua devo dire l'intervento è sempre in collaborazione con la Questura, con le altre forze di polizia, che colgo l'occasione di ringraziare sia per la collaborazione sia per l'attenzione che prestano poi alle nostre indicazioni e a quelle che arrivano dalla cittadinanza. Ecco, gli interventi sono mirati proprio per evitare che certe situazioni, come spesso capita di vedere anche nella cronaca in televisione, diventino poi sistematici e quindi poi si creino delle zone franche dove la cittadinanza non va più e diventano di proprietà di gruppi che insomma intendono fare un po' quello che vogliono. Questo è il nostro mandato. Diciamo che dei riferimenti in città, Assessore, ne abbiamo, vedi Piazza Goldoni, certo. Una volta là vicino anche Scala dei Giganti, cioè sono quelle zone che diciamo a chiacchierare con gli amici, quando uno dice non vado là perché so che ci sono spesso situazioni che possono essere spiacevoli, e quindi già aver identificato delle zone è un punto di partenza per una maggiore osservazione. Il problema è che poi queste dinamiche si spostano, no? Sì, questo è quello che qualche volta capita, sì. Altre volte si riesce, ecco, a neutralizzare, diciamo così, una situazione negativa, come è capitato, penso, con qualche banda di giovanissimi in qualche giardino della città. Altre volte si riesce a prevenire, ma non c'è ovviamente il riscontro. No, chiaro, ecco. chiaro. E altre volte invece si riesce a spostare il fenomeno o ad arginarlo, ma non eliminarlo completamente. E questo insomma è il lavoro è proprio su questo. Per quello dicevo che nell'impossibilità di riportare Trieste a quella che era 30 anni fa, perché la società cambia e non cambia solo nella nostra città, no, certo. lo vediamo appunto, come dicevo prima, in televisione, nelle altre città, la società cambia e quindi occorre intervenire su questi cambiamenti. Non sempre dunque si riesce a eliminare del tutto un problema, l'importante però è fare in modo che non degeneri, ecco, certo. Questo è il nostro mandato. Abbiamo una telefonata che sentiamo, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Franco, Lega Udine Nord. Prego. Buongiorno loro signori, buongiorno ai triestini e anche ai friulani. Allora, queste novità che avete messo qui, che bisogna telefonare e rispondere a una segreteria che nessuno è in grado di rispondere, è praticamente una balla, una cosa da non fare ai soci, ai clienti, agli spettatori che praticamente con il 21% degli acquisti pagano anche la vostra TV. Un'altra cosa è bighellonare così il Marco Stabile di qua e di là e anche Paladini di qua e di là, ma mettete quelle ore lì, spendetele per fare il programma anche la domenica, perché la domenica e le feste comandate stiete a casa, sono d'accordo, ma a turno, come fanno i ferrovieri, come fanno gli ospedalieri, potreste anche farlo, non è che cambia molto, non è che vi dà molto fastidio. E un'altra cosa all'assessore alla sicurezza, perché invece di aspettare il 24 di fare queste cose non vanno nelle piazze, no? Invece di passare con la macchina a guardare di qua e di là se il cane fa la pipì, se il cane fa la popò, ogni tanto si fermassero in piazza del Trieste lì, a fare dei controlli. Che piazza? Dei controlli, e a tappeto mandare tutti questi qui che non hanno il certificato, che non hanno i documenti, mandarli alla questura. Quando la questura
sarà piena di questi, faranno qualcosa per limitare questi ingressi di extracomunitari senza documenti. Se io vado in paese senza documenti mi fanno la multa. Questi qui che arrivano in massa senza documenti si lascia passare. Non lo so che testa avete. Che testa avete? La ripeto ancora, che testa avete di dare a loro la possibilità di entrare senza documenti e a me mi fate la multa che sono italiano dopo. Va bene, grazie. Mandi. Ma intanto non sapevo di avere un nuovo direttore a Tele4 che mi dettasse la linea e i contenuti da seguire durante il mio lavoro. Ma, insomma, ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo. Comunque a Franco suggerisco di guardare anche durante le feste guidate la nostra emittente, perché domenica siamo presenti, il giorno venerdì 2 giugno ero presente io tutto il giorno a cercare di confezionare un telegiornale che fosse il più gradimento possibile ai telespettatori. Non c'è la rassegna al mattino, quello è vero, la domenica, però è garantita in tutte le giornate l'informazione della nostra emittente, quindi magari il nuovo direttore può prestare maggiore attenzione. Andiamo di nuovo da Marco Stabile. Bernardo, ci siamo fermati in un punto veramente spettacolare. Siamo a strapiombo sulla Val Rosandra e in un punto in cui ti rendi conto veramente di quanto siamo vicini al mare. Quindi dal mare al Canyon della Val Rosandra in un movimento di macchina del nostro Marco Calabrese, con alle spalle lo spettacolo che offre il Canyon Made in Trieste e proprio alle nostre spalle, dottor Dolce, c'è la chiesetta di Santa Maria in Siaris, che è un po' l'aspetto religioso anche che è stato inserito all'interno di questa valle. Sì, siamo veramente in un punto bellissimo e possiamo dire da qui siamo vicinissimi al mare, possiamo vedere quanto la Val Rosandra sia vicina al mare, siamo sempre sopra al versante orografico destro della valle e possiamo dire che nel giro qua di forse un paio di chilometri, potrei dire, ci sono addirittura climi molto diversi tra di loro. C'è l'influenza del mare che mitiga sicuramente il clima continentale, c'è poi la differenza climatica tra versante orografico sinistro della valle, che è quello che resta più fresco e più in ombra, e invece quello orografico destro esposto molto bene al sole, che è dove troviamo praticamente un clima praticamente mediterraneo. Tra l'altro, dottor Dolce, di fronte a noi c'è la chiesetta di Santa Maria in Siaris, sopra in alto sul crinale c'è il notissimo Cippo Comici dedicato allo scalatore triestino, ma a proposito di climi c'è anche la famosa Sella della Bora, no? Cioè il punto dove la Bora raggiunge la sua accelerazione massima sul nostro territorio. Sicuramente la Bora accelera qui quando si incanala nella Val Rosandra, diciamo un po' l'effetto del tubo Venturi, no? E lì sulla Sella della Bora è praticamente fortissima, ci sono raffiche molto forti, tanto è vero che la vegetazione arborea cresce a bandiera. Cioè questi sono questi alberi che hanno la chioma più sviluppata da una parte e molto di meno dalla parte dove batte la Bora. Ovviamente in questi punti fate la massima attenzione, venite solo con persone esperte, perché siamo veramente a strapiombo sulla Val Rosandra, lo diciamo per chi ci segue da casa. Andiamo ancora, Marco, a dare un ultimo sguardo alla valle e poi ci sposteremo in una prima imboccatura di una grotta, la piccola Pocala, con il dottor Dolce che ci spiegherà della sua particolarità sotto diversi punti di vista, prima di tutto quello dei ritrovamenti che sono stati fatti all'interno. Intanto vi regalo quest'ultima immagine del nostro Marco Calabrese. Molto bello, difatti, Assessore, la Val Rosandra ha sempre il suo fascino. Sì, no, spettacolare. Anche in televisione, no? Sì, adesso esatto, a vederla dal vivo, quindi, certo. Però anche in televisione ha la sua spettacolarità. Allora, il telespettatore prima la menzionava sui controlli in Piazza Libertà, sì, c'è anche un contributo della polizia locale in tutto questo. Certamente. Allora, intanto volevo dire che in generale ci sono pattuglie anche a piedi che girano per la città.
A volte si vedono, a volte no, perché non tutti i servizi sono in uniforme, ovviamente alcuni sono anche in borghese, per cui a volte non si vedono, ma le forze dell'ordine ci sono. Ecco, volevo tranquillizzarlo sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda, ecco, quel meccanismo di cui parlava, legato all'attività polizia locale e questura, la questura sta già lavorando tantissimo, perché la questura si occupa di tutte le domande che vengono fatte, ecco, dalle persone che arrivano, per cui, ecco, c'è già un grande lavoro, ecco, non c'è nessuno che sta trascurando il fenomeno. Il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno molto complesso, un fenomeno epocale, che ha spinto tra l'altro il governo a muoversi in un certo modo anche in politica estera. Insomma, le notizie anche di ieri, dell'altro ieri, degli accordi raggiunti sono proprio in quest'ottica, no? L'obiettivo è quello di arginare, perché non si può eliminare un fenomeno di questo tipo, ma occorre lavorare sui numeri, come diciamo sempre, per non creare problemi alla cittadinanza e per aiutare chi ne ha veramente bisogno. È chiaro che siamo in un momento che io dico d'emergenza, alcuni contestano il termine emergenza, chiamiamola situazione critica, chiamiamola difficile, ma insomma è una situazione legata agli arrivi, legata ai numeri, molto complessa. Ci sono le sanzioni, no? Parlava di multe e di sanzioni, ma perché ci sono le sanzioni per i bivacchi, no? Che la polizia, soprattutto la polizia locale, emette in certe situazioni, però è chiaro che sono strumenti che non sono sufficienti, no? per gestire un fenomeno di questo tipo. Servono tante altre cose su cui si lavora a livello locale e a livello nazionale, con l'obiettivo appunto di migliorare in maniera significativa la situazione, che è un po' quello che è stato il nostro mandato elettorale, sia, ripeto, a livello locale sia a livello nazionale. Volevo dire poi, chiudere con l'aspetto multe, insomma, faceva notare a loro no, a noi sì, ecco. Le multe, le sanzioni, immagino si riferisse a quelle del codice della strada, ecco, noi riceviamo quotidianamente critiche sia sul troppe multe sia sul troppo poche, ecco. Quindi la polizia locale emette le multe in riferimento al codice della strada quando qualcuno si comporta in maniera non virtuosa, quindi quando trasgredisce un divieto, un obbligo, e quindi non può che emettere una sanzione che il cittadino poi ovviamente dovrà pagare. Ecco, se ritiene di aver subito un'ingiustizia o un errore, il cittadino può fare ricorso, in alcuni casi capita, e però se invece ha trasgredito effettivamente è una sanzione che è completamente legittima. Ecco, volevo chiudere anche questo aspetto delle multe, perché appunto ci arrivano entrambe le critiche. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno Bernardo, sono Diego. Prego. Allora, intanto volevo tranquillizzarvi, io non solleciterò il vostro direttore a far lavorare la direzione anche di domenica. Ma già lo facciamo. Ma lo so. Mi rifacevo un po' alla battuta del telespettatore precedente, ci mancherebbe altro. Detto questo, io volevo chiedere invece maggiori dettagli all'assessore alla sicurezza su quelli che sono questi continui ritardi nell'entrata in servizio della polizia municipale con armamento, anche e soprattutto in relazione agli ultimi fatti di cronaca, insomma, cronaca nera che si stanno verificando a Trieste, anche per una questione di sicurezza personale del personale impiegato, e soprattutto volevo chiedere quando la polizia municipale entrerà effettivamente in servizio con armamento anche durante l'orario notturno, proprio in appoggio e in ausilio alle altre forze dell'ordine.
Quindi con questo vi saluto e vi seguirò soprattutto la domenica. Allora, buon lavoro Bernardo. Grazie, la domenica siamo a turni, una volta ciascuno si dice non fa male a nessuno. Prego. Allora, per quanto riguarda i ritardi, ecco, l'iter è stato molto lungo, quello sì, quello lo dicevamo anche prima. Se pensiamo che la prima approvazione è del 2009, ecco, quindi è certamente un iter molto lungo. È un ragionamento a lungo termine, come dicevo prima, però ci sono stati degli intoppi, dei ritardi legati certamente al Covid, all'emergenza pandemica e poi alla successiva crisi delle forniture. Io ho sempre detto, avendo ereditato e condiviso questa scelta, che occorreva arrivare all'armamento con il massimo scrupolo, perché è una scelta che trasforma in qualche modo l'operatività del corpo della polizia locale, quindi che andrà poi negli anni a venire, per quello parlavo di ragionamento a lungo termine, quindi io non ho mai voluto mettere fretta, diciamo così, semmai occorreva qualche verifica in più e quindi abbiamo voluto arrivarci con la massima serenità e con la massima sicurezza. Le prime pattuglie, come dicevo prima, inizieranno entro il mese, questo insomma è un po' l'augurio, anche perché, ma è quello che io ho adesso come elemento, e questo inserimento graduale dell'armamento si completerà nei primi mesi del prossimo anno, quando si chiuderà la copertura, ecco, quando sarà coperto tutto il corpo, diciamo, con l'armamento, e quindi inizieranno anche le operatività in collaborazione con le altre forze di polizia. Non so se ho risposto, credo di aver risposto in maniera esaustiva. Dobbiamo andare in pubblicità, quindi ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta, 8:34 minuti, dovremmo essere tra poco di nuovo in compagnia di Marco Stabile, ma forse è già pronto, quindi cediamo la linea, poi ritorniamo con l'assessore De Blasio a affrontare anche alcune mail che chiamano in causa proprio il corpo di polizia locale. Buongiorno di nuovo a te Marco. Buongiorno. Buongiorno Bernardo, siamo sulla pista ciclopedonale che da San Giacomo vi porta fino nel cuore della Varosandra. Salutiamo questi signori dall'escursione del mattino, buongiorno e buona camminata. Sempre in compagnia del nostro amico Sergio Dolce per andare a scoprire una prima imboccatura di una grotta molto importante anche dal punto di vista dei ritrovamenti, la piccola Apocala, che è una caratteristica, si può vedere proprio accanto a questo sentiero. È una grotta molto interessante, va detto che questa si trova nella trincea che è stata scavata per far passare la ferrovia della Varosandra, e quindi una grotta che è stata scoperta, che è stata messa in luce proprio grazie ai lavori per la ferrovia, lavori che risalgono al 1886-87. Ecco, il nome bisogna spiegare, il nome di questa grotta è stata chiamata Piccola Apocala, c'è anche una vecchia scritta ancora, credo, perché si riferisce alla grotta apocala di Eurisina. Come sappiamo, nella grotta apocala di Eurisina è stata trovata una quantità enorme di resti di orso delle caverne, si parla di migliaia di reperti che sono conservati in gran parte al Museo di Storia Naturale di Trieste, e l'orso delle caverne è stato scoperto anche qua. Sono stati eseguiti degli scavi nel 1958 dal Marzolini e
sono saltati fuori questi resti di orso delle caverne, non solo, anche di leone delle caverne, quindi 2 specie diciamo in comune con la grotta apocale di Aurisina, e poi altri resti anche di cervo e un'altra presenza importante, il ghiottone. Il ghiottone è un carnivoro che esiste ancora, non è estinto come l'orso delle caverne, ma vive nell'Europa settentrionale in climi freddi, quindi la presenza del ghiottone ci indica un periodo, sicuramente un periodo freddo del Quaternario. Ecco, volevo far vedere una cosa, cioè resti qui, torno subito, che questa grotta è mappata, no, dal catasto grotte regionale, è la numero 334, come si vede in questo punto da questa indicazione, e qui c'è l'ingresso, una grotta peraltro che al suo interno ospita, anzi ha ospitato al di là dei reperti, ma ancora un abitante quanto mai attivo, che è appunto il famoso pipistrello, che è anche il simbolo della... In questa grotta troviamo una piccola colonia, possiamo dire, di pipistrelli, di solito una colonia composta da una decina di pipistrelli. Sono del genere Rhinolophus, cioè quelli che vengono chiamati pipistrelli col muso a ferro di cavallo, e diciamo che questo ci conforta, diciamo che queste popolazioni sono in netta ripresa rispetto ad alcuni anni fa, rispetto agli anni 80 e 90, in cui queste colonie erano praticamente scomparse. C'è da dire ancora una cosa importante su questa grotta, e cioè il fatto che sia stata aperta con i lavori della ferrovia, e ci fa pensare da dove sono entrate queste, cioè questa è la domanda, no? Da dove sono entrati questi animali come l'orso delle caverne e altri animali che sono stati trovati in fondo. Quindi questo vuol dire che questa grotta proseguiva all'interno, diciamo, si prosegue per una fenditura con pochissima discesa, ma una fenditura che procede verso l'alto e si restringe, quindi probabilmente una volta c'era un camino, un'apertura verso l'esterno, dalla quale sicuramente entrava anche acqua e dalla quale sono entrati anche questi animali, o i loro resti sono proprio stati trascinati dalle acque all'interno di questa grotta. Bene, allora non so se voleva far vedere anche lo sviluppo interno della grotta da una delle mappette di questo libro storico proprio della Varosandra. Di Dario Marini, questo è il libro di Dario Marini, c'è un capitolo dedicato alla speleologia, ed eccola qua, vediamo qui, ecco il numero del catasto storico, 529, mentre lì sulla targhetta abbiamo visto il numero del catasto regionale attuale. Vedete proprio la ferrovia, questa si apre a qualche metro dalla ferrovia, e questo è l'interno che prosegue in leggera discesa fino ad un banco di argilla rossa che si trova sul fondo, dove appunto sono stati recuperati questi resti. Bene, allora Bernardo, il nostro viaggio continua qui in Varosandra alla scoperta delle grotte della Varosandra e di altre particolarità. Ci sentiamo tra poco. Benissimo, grazie ancora per questi dettagli. Fra l'altro eravamo pochi giorni fa proprio al Museo di Storia Naturale, dove ci parlavano dell'orso delle caverne, e quindi abbiamo associato, diciamo, soggetto e luogo nel giro di pochi giorni. Interessante, ascoltavo con interesse quello che dicevano. Andiamo a leggere una mail. Buongiorno, Sveglia Trieste, chiedo all'assessore alla vigilanza come mai non si vedono i vigili per strada nei rioni e nel centro città. Consiglio all'assessore che il comune si compri degli scooter per facilitare lo spostamento, i vigili per il controllo. Inoltre, cosa si aspetta intervenire verso i trasgressori che occupano lo spazio degli autobus? Divieti di sosta fondamentalmente. Allora, che non si vedano, lo so in cosa, perché mi sembra strano, perché le pattuglie della polizia locale girano, come dicevo, a volte anche a piedi, soprattutto nella parte del centro, proprio anche perché è chiaro che è l'area dove si concentrano maggiormente le attività, e soprattutto in questo momento di grande flusso turistico, quindi, quindi non so a cosa se si riferiva a determinati orari o a determinate situazioni.
Per quanto riguarda i mezzi, ecco, qui occorre fare un ragionamento sulle modalità operative, no, con cui si gestisce la vigilanza, quindi con il numero di persone che sono chiamate a svolgere un servizio di vigilanza in una particolare zona. Mezzi, ciclomotori ci sono e vengono utilizzati, ovviamente meno di una volta, ma questo non vuol dire che in determinate situazioni non si possa fare qualcosa in merito. L'ultima cosa sì, sulle banchine degli autobus. Sì, esatto. Ecco, allora stiamo lavorando perché questa segnalazione è già questo tipo di segnalazioni ci sono già arrivate, stiamo lavorando per poter intervenire con maggiore efficacia proprio in questa situazione che comporta del disagio proprio alla cittadinanza, quindi ci stiamo lavorando. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Prego. Buongiorno. Pronto? Nulla. Allora abbiamo un'altra mail che leggiamo. Buongiorno a tutti, abbiamo in Largo Barriera un clochard che ha fatto il suo domicilio nell'atrio dell'ex Unicredit. Purtroppo il soggetto fa la pipì davanti a tutti, è spesso ubriaco, gli portano da bere nei bicchieri di vetro e lui li scaglia per tutto il marciapiede a giorni alterni. La polizia locale fa intervenire l'ambulanza, lo portano via, poi il giorno dopo riappare. Quanto costa ai cittadini tutto questo? Disagio in Largo Barriera Vecchia, scrive una telespettatrice. Allora guardi, immagino che conoscete questa cosa qua. Due cose da dire su un episodio che conosciamo molto bene. Sì. Allora, intanto, ecco, come lei avrà potuto vedere il telespettatore, la telespettatrice ecco, sì. che ha scritto, le forze dell'ordine, in questo caso la polizia locale interviene molto spesso. Purtroppo questo tipo di situazioni non sono facili da risolvere, anche per il quadro normativo che c'è e anche per la tipologia di persone che vivono determinate situazioni. Se passa prossimamente Largo Barriera, vedrà che abbiamo trovato una soluzione. È chiaro che sono soluzioni non definitive, temporanee, ma al momento diciamo che quel fenomeno è stato un attimino, ecco, risolto, chiudendo quell'androne che consentiva, ecco, il bivacco. Questi sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, gli interventi, il tentativo di accompagnare queste persone in strutture che potrebbero dargli una mano, ma quando c'è un rifiuto dell'aiuto non si può, in assenza di patologie certificate, non si può forzare, non è prevista nessuna azione coercitiva. E quegli episodi che ha descritto sono episodi che appunto prevedono una sanzione amministrativa che possiamo immaginare, ecco, non sarà mai pagato. Ecco, come, diciamo, ecco, quindi quello che mi sento di assicurare, perché su questi temi io me ne sono occupato da subito, noi non trascuriamo, non lasciamo stare, tanto è difficile, noi proviamo a risolverli, non molliamo la situazione fino a quando riusciamo a fare qualcosa. Ecco, però ovviamente i vincoli dell'azione sono molti. Ok, sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Oh. Più di così. Buongiorno. C'è un ritorno, però non sento nessuno. Pronto? Vabbè, ci proviamo a mandare telefonate, poi non si venga a dire che non le passiamo. Torniamo da Marco Stabile per un breve collegamento, mi comunica di essere pronto un ulteriore contributo. Buongiorno a te.
Bentrovati ancora sulla strada del treno o pista ciclopedonale Cotur che porta da Trieste fino in Varosandra e poi a Draga Sant'Elia. Dottor Dolce, qua volevamo fare un discorso geologico sui differenti strati di roccia che caratterizzano la Varosandra. Qui abbiamo cambiato tipo di roccia che caratterizza questo tratto. Sì, in Varosandra diciamo che prevalentemente ci sono calcari più recenti di quelli che stanno ad Aurisina sull'altopiano carsico, sono calcari con i fossili così chiamati calcari ad alveoline e non muliti. Però la valle, la Varosandra, è attraversata anche da uno strato di flysch in certi punti, cioè il flysch è un'alternanza di arenarie e di marna. In certi punti prevale la marna, in altri punti troviamo anche degli strati più compatti di arenaria. Ed è importante questo fatto perché il flysch è una roccia diciamo quasi impermeabile e quindi quando ci sono delle acque sotterranee, cioè quando c'è uno scorrimento di acque sotterranee, questi strati possono funzionare da diga, da sbarramento e provocare l'uscita delle acque, quindi la formazione di sorgenti. Questo succede anche giù in fondovalle dove sgorga la fonte Oppia che veniva usata per rifornire l'acquedotto romano. E lì proprio diciamo, c'è una fuoriuscita di acqua che esce proprio in quel punto perché lì vicino c'è proprio questo passaggio, questo attraversamento di questa specie di diga che favorisce l'uscita di queste acque. Qui vediamo in particolare invece proprio la marna. Ecco, raccogliamo un pezzo proprio per far capire il tipo di roccia. Ecco, la marna è una roccia molto tenera, spero di non fare brutte figure, ma ecco, come vedete si rompe molto facilmente perché è così tenera. Anche la marna, come l'arenaria, si è formata in fondo al mare, no? Per diciamo effetto di cementificazione dei sali minerali, no? dell'acqua marina. Però mentre l'arenaria deriva da depositi, da sedimenti di sabbie, la marna invece deriva da sedimenti formati soprattutto da fanghi che, ecco, ho rotto anche questo, sono ancora abbastanza forte, fanghi che si depositavano in seguito a frane sottomarine proprio, che portavano questi fanghi in fondo al mare. Ecco, questa è la marna. Marne arenarie possono anche dare dei fossili, cioè possiamo trovare dei fossili in queste rocce. Mi ricordo quando ci hanno avvisato, quando ancora lavoravo in museo, ci hanno avvisato del ritrovamento di fossili piuttosto grandi e consistenti, erano praticamente resti di tronchi, di piante fossili della cava Renice, che è situata nella zona di Muggia sopra il confine di Rabuiese. Ecco, dei fossili che sono stati molto indicativi per capire anche che ci sono stati dei periodi in cui queste rocce sedimentarie formate in fondo al mare, ma hanno avuto dei periodi in cui sono anche emerse fuori dal mare e quindi la formazione e la crescita anche di piante proprio in quei periodi. Allora Bernardo, tra poco per un altro collegamento saremo di nuovo a raccontare di una grotta della Varosandra. Benissimo, grazie ancora. Poi la stratificazione è sempre affascinante. Sì, no, interessantissima lezione di geologia. No? Sì, esatto. Allora, vediamo se è possibile sentire una telefonata, qualora dovesse esserci. Allora andiamo a recuperare ancora una mail. Desidero segnalare che via Coroneo Alta e via Fabio Severo, all'altezza di un supermercato discount, ci sono perennemente macchine parcheggiate in seconda fila e sulla fermata del bus. Negli ultimi 8 anni raramente sono visti vigili che passano per dare multe o far sgomberare, dice un residente di nome Stefano, che dunque segnala via Coroneo e via Fabio Severo all'altezza del discount, insomma, che conosciamo. Quindi sì, dinamica molto circostanziata in questo caso. Anche questa è una situazione che conosco, ci sono diverse zone, diversi punti stradali della città
in cui si verificano questi episodi di parcheggi in doppia fila, di restringimento della carreggiata. Su ognuno di questi noi lavoriamo, alcuni sono facili da risolvere, altri un po' meno, ma ecco, su questo posso anche su questo assicurare l'impegno nostro, mio, dell'amministrazione per risolvere questo tipo di problemi. È una roba simile, un aspetto simile anche, lo segnala un altro telespettatore, Piazza Ospitale, da sempre sente la mancanza di controlli da parte dei vigili per le soste abusive, dove vediamo solo transitare ogni tanto, tranne il periodo delle nuove reclute, scrivono da casa via mail, quindi anche lì poi sappiamo che è una zona molto densa, anche difficile trovare un posteggio e soprattutto piena di vie piccole, strette, a senso unico e compagnia. Allora mi permetto di intervenire sulla frase tranne nel periodo, e avviene esattamente il contrario, cioè l'aver ampliato l'organico, aver potenziato l'organico della polizia locale ha permesso di arrivare con più frequenza o in determinate zone, ecco, e quindi ecco perché i cittadini adesso vedono le pattuglie della polizia locale, e questo è quello che noi contiamo di fare nel prossimo futuro. Chiaro. Per tornare, ecco, comunque è un messaggio legato a quello precedente, lo sforzo ovviamente c'è per risolvere nel migliore dei modi tutti questi episodi che ovviamente creano disagio al traffico. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno? C'è qualcuno in linea? Perché è la terza volta che parlo da solo a un rimbombo. Sebbene la mia salute mentale sia ancora in qualche modo stabilizzata, non vorrei che sia il primo segno di un cedimento, diciamo, abissale della mia psiche. Buongiorno! Niente, io continuerò a dare di matto. C'era, sì, un rimbombo c'era. Allora, un'altra mail dice: sicuramente nel giro di un paio d'anni Trieste ha cambiato tipologia di cittadini residenti e non. La necessità di controlli e la sola presenza fisica delle forze dell'ordine nelle vie cittadine è più che mai aumentata. L'assessore ha a disposizione un numero maggiore di personale rispetto a qualche tempo fa. Ringrazio Renata. Lo dicevamo prima in pubblicità, assessore, no? Il numero dell'organico della polizia locale in virtù degli ultimi 100 ingressi e delle contestuali mi pare 40 uscite, sì, quindi un saldo di più 60 per intenderci, sì, ha riportato i numeri in quella che è più o meno la soglia identificata come standard, non saprei come dirlo. Sì, in quello che era l'organico previsto. Ecco. Allora, mi riferisco a quello faccio riferimento a quello che diceva all'inizio del messaggio, cioè Trieste, la nostra città, è cambiata molto negli ultimi anni in maniera forse più repentina di altre città, quindi alcune situazioni ovviamente vengono percepite in maniera più evidente, no? In maniera più forte, ecco, da noi triestini. È mandato di un amministratore quello di intervenire proprio, come dicevo prima, per fare in modo che certi fenomeni, certe situazioni, certi episodi non degenerino, quindi cercando di mantenere quel livello di qualità della vita e di sicurezza a cui noi siamo abituati e che io spero noi speriamo di salvaguardare. E come si diceva adesso, l'organico della polizia locale è stato potenziato, questo ci consente una maggiore presenza sul territorio. Per consentire questo, come dicevo prima, si collabora anche con le altre forze di polizia. Io personalmente ritengo che lo strumento più importante per la sicurezza e l'ordine pubblico sia proprio la presenza delle forze dell'ordine sul territorio.
a cui però cerchiamo di aggiungere anche altri strumenti, perché ovviamente non si può essere presenti sempre e dappertutto, come quello della videosorveglianza o come quello dei progetti educativi, perché tante delle cose che vengono segnalate... di strada, no? Adesso entrerà in vigore, mi pare, per cercare una soluzione via Bonomo. Certo, sì, uno dei punti diciamo, identificati. È stato lì è uno dei fenomeni che è stato più sentito negli ultimi mesi, quindi si cerca di mettere sul campo tutti gli strumenti necessari, ecco, per dare una risposta alla cittadinanza. Assessore, lei scala? Lei fa mai scalate su roccia? No, per quello guardo con curiosità, perché è un mondo che non conosco così bene, ma è meglio che non mi ci metto a scalare. Ce lo farà vedere Marco Stabile, che io ho avuto lo spoiler che ci sono degli scalatori sulla parete. Ed è un ciclista che è passato davanti alla telecamera. Sì. Esattamente così, Bernardo. Allora, tra un istante il nostro Marco Calabrese alzerà l'inquadratura verso l'alto per documentarvi 2 scalatori all'opera su una delle mitiche vie di Emilio Comici. Ci siamo fermati per far capire, insomma, come la Varosandra sia tante cose assieme, e 2 sportivi sono già all'opera, dottor Dolce. Beh sì, la Varosandra è una palestra di roccia, diciamo di grande importanza. Qui Comici ha aperto tante vie, Comici qui si è allenato per poi aprire le prime vie di 6° grado in montagna, ecco, quindi è sicuramente un luogo storico da un punto di vista alpinistico. Qui noi siamo sulla ciclabile vicino ad una grotta, vicino alla Fessura del Vento, dietro di noi sempre queste rocce friabili, queste marne, ma subito sopra troviamo i calcari anche molto compatti, e questo dà la possibilità di realizzare vie di arrampicata. Perché sulla Marna non si scala. Non si arrampica assolutamente. Si stanno arrampicando, c'è una cordata sulla via così chiamata La Grande, è una via che, diciamo, attualmente si sviluppa con 5 tiri di corda, quindi una via cosiddetta multi-pitch, adesso si usano questi termini, diciamo una via di più tiri, e quindi parliamo di un dislivello di quasi 100 metri, insomma, quindi una via seria. Ecco, dottor Dolce, incredibile, perché sa anche i tiri di corda necessari per scalare la Grande, quando stavamo parlando invece di grotte e di quant'altro. Insomma, abbiamo praticamente un'enciclopedia vivente assieme a noi. Io ho una domanda via mail che viene proprio verso il dottor Dolce. Perché la caverna degli Orsi sopra San Dorligo, sito prezioso per la presenza di numerosi teschi, ma anche perché conserva un paleosuolo intatto, è stata tombata impedendo l'accesso agli studiosi di tutto il mondo, scrive Enrico via mail. La caverna degli Orsi chiedono sopra via San mail Dorligo. Perché la caverna degli Orsi sopra San Dorligo, quella grotta che è stata tombata per, diciamo, evitare l'intrusione, perché è stato scelto questo tipo di intervento, cioè di chiuderla alla possibilità di visita al pubblico? La caverna degli Orsi sopra San Dorligo è stata chiusa perché all'interno sono stati trovati reperti molto importanti, e anzi si è anche deciso di lasciare sul posto alcuni reperti, come ad esempio i crani di orso delle caverne, che sembrano addirittura appoggiati, no, sul terreno della grotta. Poi nella grotta è stato aperto uno scavo per lo studio dei micromammiferi fossili, quindi dai micromammiferi fossili poi si risale anche allo studio del paleoclima, e per questi motivi, per scopi scientifici, questa grotta ovviamente è stata chiusa. Chissà che in un futuro non possiamo vedere qualcosa all'interno, fare un piccolo blitz assieme, chissà. Possiamo provare a chiediamo l'autorizzazione alla soprintendenza e vediamo se ci danno la possibilità, volentieri. Io ci sono stato una volta, ho visto questi crani di orso, che è uno spettacolo, perché sono conservati molto molto bene, e non solo, sulle rocce, sulle pareti rocciose della grotta ci sono anche le unghiate proprio, no? Queste tracce, no, dell'orso che
che forse cercavano anche di uscire da qualche parte, probabilmente sono rimasti bloccati dentro da una frana. Però. Se invece volete portare i vostri bambini a vedere l'orso speleo, vi consigli, ve li dà Bernardo Gulotta, che l'altro giorno era in via dei Tomins al Museo di Storia Naturale, dove c'è sia una riproduzione sia un bellissimo scheletro dello stesso Ursus speleus. A te Bernardo. Esatto, Assessore, le bellezze che abbiamo a Trieste, anche in termini museali, seppur decentrate come quello che è stato un po' il problema del polo museale di via Cumano, che però ribadiamo entro il 2026 sarà ritrasferito e in questo caso andrà al magazzino 26 di Portovecchio, sono delle piccole perle che Trieste può vantare di avere a sé, diciamo, nella città, da poter far vedere ai triestini e ai turisti. Certo, questo assolutamente, poi c'è il polo museale, ma poi abbiamo questo patrimonio naturale nei dintorni, per cui tutto va salvaguardato proprio nell'ottica dell'interesse della città e della storia, della cultura e della scienza, quindi un amministratore non può che essere sensibile a questi temi. Leggo una mail e poi salutiamo l'assessore De Blasio. Buona giornata al giornalista in studio e l'assessore. Che bello aprire la TV e ascoltare la storia del nostro territorio che il bravo Stabile sa illustrare in modo così bene da farmi credere di essere presente nel luogo, raccontando proprio ciò che si vede. Un grazie al chiarissimo esperto del nostro Carso che racconta la sua storia così bella e affascinante, e un sentito ancora grazie a Tele4 e ringraziamo il telespettatore per l'apprezzamento verso questi collegamenti. Se c'è una telefonata proviamo ad ascoltarla prima di salutare l'assessore. Buongiorno. Buongiorno, sono Alba da Trieste. Buongiorno Alba. Canarie prima, adesso Trieste. Bentornata a Trieste, prego. Allora, dell'argomento che adesso parlè, mi risulta che al Museo di Storia Naturale, quando era in Piazza Ortis, era una stanza, però bisognava chiedere che la apri, se pagava 50 lire, che dentro era una serie di quadretti, diapositive su vetro, dipinte a mano, della flora del Carso di Trieste, che l'ha dipinto Mario Sivini per conto di un svizzero, non so, delle ricerche che ha fatto, e se poteva andare a visitare in Piazza Ortis. Adesso questo c'è attualmente anche in via Cumano o no? Sì, penso di sì, signora. Sì. Non so dare una certezza scientifica perché ci sono tantissimi elementi nel museo, ma credo proprio di sì, perché c'è una sezione dedicata. Andrò a vedere. Un'altra cosa, per favore, se mi potete informare. Sere fa mi ho visto su Tele4 un bel film, I ponti di Tokyo Ri, non so se lei lo sa, era un meraviglioso film, girato tantissimi anni fa. Allora era le portaerei americane, no? Allora volevo chiedere, e quella portaerei, una di quelle più importanti che si vedi, se per caso era la Mi-2i, la portaerei che mi ha detto che era anche nel Golfo a Trieste, che mi l'ho vista a San Diego in California, ormeggiata che era il museo, no? E l'ho ormeggiata là. E allora amico delle fotografie che sono vicino quella americana che basa quella infermiera là del New York, di quella volta, e là c'è tutti i veterani, stati naturali dei bronzo, e era questa portaerei dato, dice questa c'è visitare come museo. Vedendo questo film si veniva in mente, chissà se era quella, perché se era quella, lei era anche nel Golfo di Trieste a suo tempo, quando era là. Chissà. Non lo so, onestamente mi trovo impreparato su quale fosse la portaerei in servizio. Io mi ricordo quando ero piccolo che c'era la Saratoga che faceva tappa a Trieste, tutti avevano il cappellino, io pure, però non so onestamente signora, provo a informarmi. Quando mi daranno il titolo del film, chiedendo a Bosazzi, che è un'enciclopedia vivente del cinema, magari sa darmi dei dettagli. Sì, però mi ha dato un'emozione, perché vedere questo film dopo tantissimi anni, un'infinità, e vedere questa portaerei mi viene in mente in Piazza Unità, stazionamento. Sì, certo, ma poi era enorme, grande. E mi ero là appunto a San Diego a fianco, e era l'estate dei veterani in bronzo, misura naturale, e era Bob Hope che cantava. Mi ero vicino e che ho cantato Trieste mia, e si passano dei turisti italiani e ho detto, oh, italiana? Sì, io dico, anche sole mio, ma anche di Valeppo posso cantare, avevo tanto riduto. Va bene. Ecco, tutto lo ricordo. Grazie signora. per un po' più tempo. Grazie. Spiacciono il dettaglio su questo. Ciao.
Assessore, la liberiamo per il suo lavoro. Grazie ancora. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Buona giornata a lei, buon lavoro. Pubblicità, ci rivediamo tra poco in compagnia di Zeno Saracino, docente e giornalista con il quale trascorreremo la prossima ora. Torniamo in diretta in compagnia di Zeno Saracino, giornalista e insegnante, ben ritrovato. È sempre un piacere. Noi abbiamo il collegamento con Marco Stabile, sempre dalla Val Rosandra, e poi lo vedremo, eccolo qua, tra proprio un secondo. Di nuovo a te la linea, buongiorno. Buongiorno Bernardo, a te e al tuo ospite, ancora con la nostra guida Sergio Dolce davanti a una delle grotte più particolari, la Fessura del Vento. Spiegami innanzitutto perché si chiama così. Ma la Fessura del Vento si chiama così evidentemente perché in certi periodi dell'anno, ancora prima della scoperta della parte interna della grotta, diciamo usciva molta aria da questa fessura anche piuttosto stretta, che poi è stata in parte allargata, è stato trovato un passaggio poi e si è aperto un mondo, perché è una grotta che si sviluppa all'interno addirittura su più piani e nei piani inferiori c'è acqua poi, e questo anche spiega poi come mai in certi periodi c'è molta corrente d'aria e perché soprattutto esce aria con una certa forza. Andiamo a vedere l'imboccatura della grotta, che ovviamente si tratta di un tipo di escursione che va prenotata in anticipo con il gruppo San Giusto, come scrive anche la targa che è lì davanti, e che insomma non è esattamente adatta a tutti. Io con i miei 90 kg mi vedo un po' di difficoltà. Ma diciamo che con la tecnica giusta passeresti anche tu. Sì, l'ingresso, come si vede, anche l'ingresso è un po' angusto, però poi all'interno diciamo c'è una prima parte che si svolge in discesa. Noi scendiamo, così lasciamo Marco che possa farci delle riprese ravvicinate per farci capire dove entrano gli speleologi. A noi fa dell'incredibile, ma in realtà la tecnica permette anche questo. Sì, dicevo, si scende per un tratto un po' ripido, e quello che è interessante in questa prima parte, come lo vediamo anche già dall'esterno, che ci troviamo proprio su una linea di contatto tra il flysch, soprattutto marne in questo caso, e di calcari anche molto compatti subito sopra. Cioè la roccia si trasforma, qui siamo a livello di marna, no? E diventa nel giro di 1,5 metri, 2 calcare, e quindi può esserci una grotta, altrimenti non ci sarebbe. Sì, la Fessura del Vento ha proprio questo contatto, e nella sua prima parte probabilmente al di sotto come dire, la grotta è sostenuta proprio dalla marna, dal flysch, no? E questo anche spiega la presenza nella parte sua più profonda. C'è acqua sotto forma di laghi, ma anche sotto forma di corso d'acqua. Se visitiamo tutta la grotta nella sua parte principale, che poi si innesca alla fine sul cosiddetto ramo terminale, arriviamo in fondo dove vediamo un ruscello, un piccolo corso d'acqua, che oltretutto è intanto molto, molto interessante già di per sé, certo. Ma è interessante il fatto che sono stati fatti degli studi con traccianti per vedere dove va a finire quest'acqua. Ecco, uno diciamo pensa che quest'acqua prima o dopo va a finire dove? Nella falda del Rosandra, quindi si pensava che arrivasse e che uscisse da qualche grotta che sta proprio vicino alla riva del Rosandra, in particolare alla riva sempre qui orografica destra. E invece no, qui l'acqua evidentemente ha le sue vie e ci fa un po', diciamo, ci fa degli scherzi proprio, perché quest'acqua della Fessura del Vento passa addirittura sotto l'alveo del Rosandra ed esce dall'altra parte, in riva orografica sinistra, ed esce soprattutto alla Fonte Oppia.
Bene, allora Bernardo, ti restituisco la linea al tuo ospite con il quale parlerete anche di storia della Varosandra. Noi la prossima volta proviamo proprio a entrare, almeno nell'imboccatura di una grotta, se ce la facciamo. Tra poco. Grazie. Lei è mai stato in queste grotte, Saracino? Ha visitato? No, non sono, come dire, ho studiato le grotte, ma non passo dalla teoria alla pratica. Ecco. E questa del vento, diciamo, è sì, ne avevo sentito parlare perché vi è tutto il discorso che avevamo anche accennato la scorsa estate, per chi si ricorda della ricerca dell'acqua. Sì, no? vero. Per cui le prime società speleologiche di Trieste o le prime attività di speleologia in senso proprio nascono con questa esigenza molto concreta di provvedere a acqua dolce, acqua potabile per una città in rapida crescita. Ed è interessante perché è anche trapelato dalla diretta che avete fatto, no? Come si sia mantenuto a Trieste l'interesse verso l'aspetto scientifico. No? Oggigiorno gran parte delle società speleologiche sono più interessate all'elemento sportivo, no? Io discendo nella grotta per primo, scendo più in profondità degli altri, eccetera. Agonistico, diciamo. Agonistico, esattamente. Mentre invece all'epoca vi era questo interesse, a volte anche un po' eccessivo, per cui anche se eri uno speleologo di basso livello, andavi in questa grotta e la prima cosa che facevi era misurare umidità, temperatura, andamento del vento, eccetera. No? Questo un po' affiorava anche dalla diretta perché parlavate degli strati di roccia, certo, eccetera. Più una raccolta di dati. Diciamo. E naturalmente vi è sempre la ricerca di questi flussi d'acqua, no? Che purtroppo non si sono mai concretizzati, ecco. Si sono trovate le sorgenti di Eurisina nel corso del collegamento Trieste-Vienna a livello ferroviario, però il Timavo non ha mai rappresentato quella soluzione per i problemi idrici della città. Noi ora andiamo in pubblicità, ma al rientro parleremo anche ci collegheremo, diciamo, a Miramare per quella che era la fregata Novara, che era l'imbarcazione utilizzata da Massimiliano nelle sue spedizioni, nonché poi la stessa che tornò a Trieste. Breve pausa, tra poco. Torniamo in diretta con Zeno Saracino, giornalista e insegnante. Noi andiamo a parlare della fregata Novara. Intanto era l'imbarcazione di Massimiliano. Certo, sì, diciamo, imbarcazione è un termine ridotto, ecco, perché si tratta di fregata, per cui una nave di grandi dimensioni. Esatto. Ecco, non era una fregata barchetta. È già una dimensione. Sì, involontariamente in realtà il collegamento in diretta che abbiamo fatto in precedenza ci offre un aggancio per introdurre l'argomento. Sì. Perché le sorgenti di Eurisina, i cosiddetti filtri, vengono scoperti nel 1857, quando si completa la ferrovia Trieste-Vienna e si completa il collegamento col Carso. Da qui la necessità di acqua che aveva portato alle scoperte delle sorgenti di Eurisina, che aveva portato anche al primo fiorire degli studi speleologici, anche i primi studi a livello scientifico accurato, eccetera. 1857 è anche l'inizio del primo viaggio della fregata Novara. Fregata Novara che compie tra il 57 e il 59 un lungo viaggio circumnavigando il mondo, che è una spedizione scientifica. E questo ci offre anche un secondo aggancio in tal senso, perché la spedizione scientifica alla quale la Novara partecipa è molto simile alle odierne spedizioni scientifiche compiute dai grandi vascelli, ad esempio quali la stessa Laura Bassi, che è ormeggiata al largo. Per cui vi è un filo rosso dalla fregata Novara, dai primi studi scientifici fino all'attuale OGS, Trieste Scientifica, eccetera. Certo, la Laura Bassi pronta a una spedizione in Grecia dopo che ha attraversato i punti più estremi dell'Antartico. Sì, dal freddo dei poli alla brezza del Bacco. Esattamente. E la funzione in questo caso sia la Novara che la Laura Bassi, con le immense differenze che possono correre da una fregata di metà 800 a una moderna nave polare, erano navi molto avanzate dal punto di vista tecnico, ingegneristico, costruite per assolvere questa funzione puramente scientifica. Vi è un'intersezione in tal senso con la marina militare, no? Perché solitamente le navi più avanzate scientificamente sono anche le navi utilizzate per finalità militari, per cui di solito l'evoluzione che è un'evoluzione prima militare e poi scientifica. Poi civile, diciamo. Esattamente. Scientifica. Perché Novara?
Allora, in realtà è una cronistoria interessante, perché la Novara viene innanzitutto costruita nell'Arsenale di Venezia, quindi siamo ancora ai tempi del Regno Lombardo-Veneto. Si inizia a costruirla nel 1840, è una delle prime grandi fregate della Marina da guerra austriaca, e in realtà non viene chiamata Novara, il nome è Minerva, un nome classicheggiante. 1840, poi 1848 vi è la Primavera dei Popoli, la prima guerra d'indipendenza sotto la prospettiva italiana, ma in generale un anno rivoluzionario. Anche oggigiorno di solito si parla di fare un 48 per fare uno sconquasso, almeno a livello di lessico forse un po' desueto. E Venezia viene istituita la Repubblica di San Marco, nell'occasione la fregata Minerva viene rinominata con eccezionale fantasia fregata Italia, no? Successivamente si sono proprio spremuti le manici. Esattamente. Nel 1949 il generale Radetzky, come sappiamo, ribalta le sorti della prima guerra d'indipendenza. In realtà sotto il profilo storico-militare l'impero austriaco ha rischiato di disgregarsi molto più nel 48-49 di quanto sia successo nella seconda e nella terza guerra d'indipendenza. Ha davvero rischiato una frammentazione fatale. E il generale Radetzky, che all'epoca era ottantenne, vince diverse battaglie, tra cui la battaglia di Novara, che è una battaglia schiacciante, un trionfo della capacità tecnica austriaca. Sì. E in questa occasione chiaramente la fregata, quale tradizione anche odierna, viene nominata in memoria della battaglia di Novara. Okay, no? E questo è il nome che le rimane appiccicato fino alla fine. Abbiamo una telefonata, sentiamola un attimo, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno a lei e al suo gradito ospite. Prego. Desideravo chiedere una cosa che non ci sta proprio con l'argomento in questione, ma della galleria di Piazza Foraggi non ne parla più nessuno? Si sa qualcosa quando riapre? Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Non ci sono date della sua riapertura, ma una proroga che è stata indicativa al 15 giugno, se non ricordo male, Saracino, quindi sì, diciamo a poco, ricordo anch'io, fra circa una settimana. Non vi è ancora una comunicazione ufficiale, ma sicuramente seguirà un interpello nei confronti del Comune per capire se potrà essere rispettata questa nuova scadenza. Poi ne daremo conto nel corso delle edizioni del telegiornale. Comunque se ne parla spesso, è tema dibattuto, sì, sarà forse una settimana che non occupa il palinsesto di Tele4 o le pagine web di Trieste News, Trieste Prima o le pagine del Piccolo, ma insomma sicuramente è uno degli argomenti in termini di lavori pubblici probabilmente più importanti con il tram di Opicina della città, e quindi sicuramente ci saranno aggiornamenti a breve. Appena è pronto Marco Stabile, proviamo, perché mi pare di aver capito che sono entrati in grotta, quindi con l'eventuale difficoltà della ricezione, perché insomma gli strumenti hanno campo in certi punti e in certi altri no, e una grotta non è proprio forse il luogo più ricettivo in tal senso, ma vedo che l'immagine è fluida, quindi do di nuovo linea a Marco Stabile da dentro una grotta. Buongiorno. Buongiorno Bernardo, allora sono appena stato sfiorato da un pipistrello proprio un istante fa. Siamo all'interno della grotta delle gallerie o delle finestre con il nostro Sergio Dolce, e se non sbaglio Marco è riuscito a fare un'inquadratura, è passato al volo un pipistrello, quindi insomma abbiamo avuto fortuna. Beh sì, la grotta qui è frequentata dai pipistrelli, diciamo che c'è una colonia che può arrivare ad alcune decine di esemplari. Si tratta sempre di specie del genere Rhinolophus, quelli quindi col muso a ferro di cavallo. Abbiamo il Rhinolophus euriale, poi abbiamo il Rhinolopho maggiore e poi anche il Rhinolopho minore. Ecco, è una colonia cosiddetta politipica perché è formata da più specie diverse. Ecco, dottor Dolce, sarà un po' buio, ma se Marco rimane lì dove c'è il segnale, noi proviamo a indicare un punto dove possono esserci dei pipistrelli. Mi aiuta? Proviamo ad andare dentro? Sì.
Allora, di solito di là. Di solito di là. Qua sarà dura, senza luce. Non so se si vede qualcosa, ma noi ci proviamo. Vi abbiamo persi nel buio in questo preciso istante. Qua dentro. Allora, torniamo fuori perché è troppo buio, non si vede niente, quindi di nuovo attenzione alla testa. Marco, se vuoi anche allontanarti un attimo, così fai vedere proprio l'imboccatura della Grotta delle Gallerie, che dà l'idea, insomma, di dove siamo. Tra l'altro siamo a una cinquantina di metri più in alto rispetto al sentiero, alla ciclopedonale. Sì, esatto, siamo alti sulla pedonale. Questa è la Grotta delle Gallerie, detta anche Grotta delle Finestre, perché ha delle aperture, ha un ramo alla nostra sinistra, un altro ramo alla nostra destra, sono rami che poi sbucano in parete, proprio anzi con una bellissima vista sulla Varrosandra. La grotta è importante soprattutto per gli scavi che sono stati eseguiti in passato, in particolare dietro di noi, lì sotto la parete, c'è ancora quello che resta, diciamo, dello scavo Marchesetti. Marchesetti ha scavato, ha trovato moltissimi reperti molto importanti del periodo neolitico e neolitico. Diciamo che tra i vari oggetti ritrovati in particolare vanno citate le cosiddette pintadere. Cosa sono? Sono dei rettangoli di terracotta incisi con disegni particolari, e almeno questa è l'interpretazione, si è pensato che servivano come timbri. No? Una specie di tatuaggio, però tatuaggio che veniva utilizzato come si utilizza un timbro, quindi sporcati di argilla, di terra rossa e premuti sulla pelle. Quindi le pintadere. Poi importante anche per tutti gli altri resti che sono stati trovati, sempre di questo periodo, diciamo più o meno periodo che riguarda la fine dell'età della pietra. Bene, allora Bernardo, noi ti restituiamo la linea, tentiamo di fare 2 immagini di qualche pipistrello con un po' di luce e poi faremo magari un ultimo collegamento in visione del Rosandra che è in piena, magari ci sposteremo, staremo un po' più tempo però per darvi una visione finale importante. E intanto Sergio Dolce ci fa vedere come si presenta un rinolofo maggiore, eccolo qua nelle sue posizioni, appollaiato in qualche modo. Questo a destra è un rinolofo maggiore, no? Della famiglia proprio dei rinolofidi, mentre qui abbiamo un pipistrello molto diverso che non ha questa escrescenza sul muso a forma di ferro di cavallo e che fa parte della famiglia dei vespertilionidi. Qualche volta abbiamo trovato qualche vespertilionide in grotta, ma i vespertilionidi è più facile vederli in volo in periferia della città vicino ai lampioni, mentre i rinolofidi li troviamo quasi esclusivamente nelle grotte. A te la linea Bernardo, andiamo un attimo a virgolette caccia di pipistrelli, poi torniamo da te. Bene, grazie. Andando lì sembra la grotta sotto casa di Bruce Wayne, no? Troverete la Batmobile da qualche parte. La discesa nelle tenebre. Dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta, 9:33 minuti, da una grotta passiamo a una fregata, la Novara, che è stata utilizzata da Massimiliano per andare in Messico. Certo, sì, diciamo è colpa di Giosuè Carducci che scrisse la Fatal Novara, no? Nelle Odi Barbare, ricordando come la fregata Novara, che all'epoca era già stata trasformata in una nave con propulsione a vapore, aveva trasportato Massimiliano vivo in Messico e poi l'aveva trasportato morto di nuovo a Trieste, a seguito della sfortunatissima vicenda, no? Con Veracruz, eccetera. Però in realtà è un peccato che l'immagine della Novara sia rimasta legata al trasporto della salma, no? Perché in realtà era una nave scientifica di altissimo livello, venne inaugurata nel 1850 col nuovo nome Novara,
Era una fregata a 3 alberi, 42 cannoni, 2107 tonnellate di stazza, dimensioni ragguardevoli, un equipaggio di 403 uomini. Ed era una fregata inizialmente militare. Nel 1957 Massimiliano sceglie di ristrutturarla, ad esempio eliminano la polveriera, inseriscono una biblioteca per trasformarla in un vascello scientifico. Vascello che in realtà ha una lunga tradizione alle sue spalle. Perché ad esempio in Francia abbiamo l'Astrolabe, che era un vascello che nel tardo Settecento aveva compiuto simili viaggi scientifici, poi vi è, forse i più lo conosceranno, il Beagle, dei viaggi nelle isole Galapagos ad opera di Charles Darwin. Come no? Abbiamo il Challenger per gli Stati Uniti, abbiamo l'Endeavour di James Cook a fine Settecento, per cui vi è una fiorente tradizione in tal senso. E la Novara si inserisce pienamente in quest'ambito, aggiungendovi un elemento, se vogliamo, triestino o austriaco. No? Un piccolo aneddoto, la Novara, costruita nell'Arsenale di Venezia attraverso diverse vicissitudini, e aveva come una delle 2 imbarcazioni di salvataggio era una gondola veneziana, in memoria del esatto, una scialuppa, in memoria del fatto che fosse stata costruita l'Arsenale. È stata mai usata? Piccola curiosità. E venne inserita all'inizio, dopo venne dismessa e venne inserita una scialuppa normale in vista del viaggio. Era un attimino più... Esatto, perché era un po' una garanzia maggiore, straniante, diciamo, salvarsi a bordo di una gondola. Però suggestivo, sì, una scialuppa, una gondola. Quei richiami estetici, no, del periodo, costruita l'Arsenale, per cui vi è la gondola. E in quest'ambito il viaggio durò 2 anni e 3 mesi, dal 57 al 59, e all'epoca fu considerato uno dei viaggi più importanti al mondo a livello di circumnavigazione scientifica, dove chiaramente l'elemento scientifico, come caratteristico del periodo, è connaturato all'elemento commerciale e politico, per cui visiti determinate isole, visiti determinati luoghi anche per stringere nuovi accordi commerciali per il tuo paese, no? In questo caso in veste di ambasciata dell'Austria, dell'impero austriaco. Ad esempio la bandiera che ornavano, che era la bandiera austriaca, in quel caso si segnalò a tutti i possibili porti che la nave aveva una missione pacifica, che pertanto non doveva essere attaccata, perché ricordiamo che tra il 57 e il 59, nel 59 abbiamo già la seconda guerra d'indipendenza, per cui che si segnalasse che era un vascello scientifico, che è un elemento anche attuale, questa idea, nel senso della diplomazia attraverso la scienza, no? Se vogliamo. Molto vicino anche a certi utilizzi del sistema Trieste di Area Science Park, dello stesso OGS. Certo. E in quest'ambito vogliamo ripercorrere il viaggio? Sì. Abbiamo una telefonata, sentiamo un attimo prima chi è in linea, poi ripercorriamo il viaggio. Buongiorno. Sì, buona giornata all'ospite e naturalmente al conduttore. Buongiorno. Interessantissimo il racconto della Novara. Io ho avuto la fortuna di acquistare i volumi presso uno dei 2 Misan negli anni all'inizio del 70, però questa storia della Novara ha uno stretto parallelismo anche con l'Italia. Infatti nel 1865 partì da Napoli la famosa pirocorvetta Magenta, la quale secondo me da un punto di vista politico era una risposta al viaggio della Novara avvenuto qualche anno prima. Il viaggio della Magenta durò 4 anni, più di 3 anni, dal 65 al 68, quindi quando partì da Napoli precedette la guerra di indipendenza, l'ultima guerra del 66, 1866, e forse fu una risposta chiara all'Austria che anche l'Italia poteva fare una circumnavigazione. A differenza della Corvara, la Magenta era una pirocorvetta, quindi era già dotata di un motore naturalmente a vapore, e esiste un libro, Viaggio intorno al mondo della Magenta, dell'autore Giglioli del 1875. Se non ci sono copie in commercio, ma io sono riuscito a acquistarla all'inizio del 70, nel 75 mi sembra,
presso l'Italo Svevo, ho acquistato l'unico volume disponibile. Beh, se lo tenga stretto. Quella volta non ho pagato quasi niente, sarebbe il corrispettivo di 50 euro, oggi è sull'ordine di 800-900 euro, ma non si trova. Quindi c'è questo parallelismo Novara-Magenta, molto importante. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie, come dicevo, si tenga stretto questo volume, insomma. Sì, perché... in realtà posso aggiungere un addendum. Deve aggiungere. Volevo ringraziare la persona che era intervenuta. In realtà ho una piccola chicca a riguardo, perché la spedizione a cui si riferisce della Magenta, il libro aveva sul frontespizio, se ricordo bene, che viene dedicato anche alla ginnastica triestina. E se interessa anche l'ascoltatore, al Museo della Ginnastica Triestina vi è un altro esemplare del libro. Società Ginnastica Triestina, come sappiamo, nata nel 63, filo italiana, poi in odore di redentismo, pertanto non poteva non avere il libro in questione, no? Essendo la Magenta la risposta italiana alla circumnavigazione austriaca. Certo. Quindi in realtà davvero un bellissimo collegamento, ecco, proprio ad hoc. Che viaggio è stato quello della Novara? Allora, è stato un viaggio periglioso, si sono interessati in particolare di isole e elementi del sud-oriente asiatico, per intenderci, pur essendo una circumnavigazione intorno al mondo. Inizialmente si parte chiaramente da Trieste, Trieste e Pola sono i due principali scali, poi si passa attraverso lo stretto di Gibilterra, dove si festeggiò nell'occasione il compleanno della regina Vittoria e si rinsaldarono pertanto i legami con l'impero britannico, nuovamente l'elemento diplomatico. Poi allora, si giunse dapprima all'isola di Madeira, dove si compirono le prime osservazioni, poi in Sud America a Rio de Janeiro, dove si visitò nell'occasione, vicino a Rio de Janeiro, vi era all'epoca una cittadina, una comunità che era composta interamente da tedeschi, no? Tedeschi emigrati. E di conseguenza vediamo nuovamente qui il collegamento a livello diplomatico, no? Comunità tedesca, Germania, vicino all'Austria, legami anche di sangue, per cui legami non solo scientifici ma anche diplomatici. Poi chiaramente scendendo da Rio de Janeiro dobbiamo doppiare il capo, quindi siamo presso Cape Town, e presso Cape Town vi furono dei... Quindi diciamo ha attraversato di nuovo tutto l'Atlantico fondamentalmente. Esatto, sì, vi era attraversato dell'Atlantico, che è particolare, sì, diciamo... si attraversa l'Atlantico, si arriva a Rio de Janeiro, poi si discende. No? Certo, sì. E Cape Town, fortissime tempeste, stando ai resoconti del tempo, il legno della nave fu posto a dura prova, ma superato il capo di Cape Town, si giunge a una serie di isole, diciamo nel sud-oriente asiatico, che erano all'epoca intitolate, erano colonie olandesi, l'isola di San Paolo e l'isola di Amsterdam. Ok. Dove si trovano? Cerchiamole. All'epoca, diciamo, dovremmo essere ancora nella zona sud-oriente asiatico, Sud America, non so se dopo siano state rinominate. Vediamo, perché non ne ho idea. Beh, sono proprio nell'Oceano Indiano. Sì, dovrebbe essere nell'Oceano Indiano. Che vi erano dei vulcani spenti su cui vengono compiute anche delle osservazioni di carattere geologico, sui minerali, eccetera. Ok, diciamo a est del Madagascar. Ok. Poi vi è invece più in prossimità dell'India l'isola di Ceylon, nota soprattutto per le sue spezie, quindi siamo in un ambiente proprio indiano. Questa qua è l'isola di Amsterdam, come vedete dalla mappa. Perfetto, e quindi immagino, e l'altra come mi ripeta il nome? L'isola di San Paolo e Amsterdam, quindi ha mantenuto la vecchia denominazione, e di Ceylon. Ceylon? Ceylon, sì, con la Ceylon, isola di Ceylon. Avrei dovuto guardare anche eccola qua. I termini recenti, ok, perfetto, sì, che tutt'oggi è a livello di piantagioni, di produzione molto attiva, ha mantenuto un po' la sua funzione di produzione di spezie, ha anche mantenuto parte dell'impianto coloniale schiavistico, ma sorvoliamo su questi elementi. E poi dopo Ceylon vi è Madras, sempre in ambiente indiano,
e dove visitano un tempio dedicato a Vishnu. Quindi vediamo nuovamente chiaramente India, territori indiani all'epoca dominio della Gran Bretagna, il gioiello della corona inglese, come veniva definito, per cui nuovamente vediamo che si rinsalda anche il legame a livello diplomatico, no? Dopo Madras vi sono le isole Nicobar. Vediamo dove sono. Che dovrebbero essere proprio delle isolette. Nicobar? E con la K, sì. Sì, questo è qua. Ok, perfetto. Non immaginavo che saremmo riusciti anche a ricostruire. Ecco qua. Le isole Nicobar, dove vengono compiute nuovamente delle osservazioni geologiche, minerarie. Dopo vi è questo sciocco aneddoto che l'equipaggio dona alcune delle sue uniformi ai locali e in cambio ricevono delle ottime noci di cocco. Però. Vabbè, Uno scambio equo. Scambi interculturali. E poi vi è chiaramente tutto l'ambiente della Cina del periodo, l'impero cinese in stato di avanzato disfacimento nel periodo. Era la cosiddetta colonia di tutti, perché in seguito alla politica dei porti aperti tutte le potenze occidentali potevano fare affari con la Cina. Siamo anche nel periodo del commercio dell'oppio. Loro dapprima si recano a Singapore, che all'epoca era praticamente una colonia informale inglese, però in realtà non vi risiedono molto perché vi imperversa una terribile epidemia di colera, per cui vengono descritte scene apocalittiche con cadaveri per strada, eccetera, per cui si limitano a rifornire d'acqua e di viveri e in seguito ripartono. Poi dopo Singapore vi è Java, che all'epoca era sotto il dominio degli olandesi, era una vecchia colonia olandese del 600, in cui in particolare vi era la città di Batavia. Java, che adesso ha un'altra denominazione che purtroppo mi sfugge. Diciamo Java è così chiamata nei romanzi di Salgari, Sandokan, eccetera. E dopo aver visitato Java si recano a Manila, che invece era colonia spagnola all'epoca. Tutt'oggi la zona ha conservato un retroterra cattolico molto forte. Questo è caratteristico della colonizzazione spagnola, che gli spagnoli sono stati tra i primi a effettuare una colonizzazione occidentale, però a differenza degli inglesi o successivamente degli americani, la presenza culturale si esprime a livello religioso, no? Per cui anche quando gli spagnoli se ne vanno rimane sempre l'elemento della religione cattolica, di solito si mescola alle credenze locali. E poi si ritorna a uno dei porti che tutt'oggi è uno dei porti più attivi non solo della Cina ma del mondo, che è Hong Kong. Hong Kong, dove osservano all'epoca le somiglianze ovviamente con le dovute differenze con le città porto europee come Trieste, per cui vi è questa babele di lingue e i cinesi parlano questa mescolanza indescrivibile di Pidgin, che è il dialetto locale, una variante del cinese, e dell'inglese, no? Che tutt'oggi è rimasto in minima parte con Hong Kong. Nel senso, noi di solito parliamo di Cina cinese come blocchi unitari, come blocco unico, però in realtà vi è una molteplicità di dialetti che uno fa fatica a immaginare. No, certo. E dopo Hong Kong, nuovamente il rapporto diplomatico-commerciale, perché è un'altra città con forti influenze inglesi, si recano a Shanghai, dove nell'occasione acquistano diversi libri antichi afferenti all'impero cinese, che sono poi rimasti al Museo di Storia Naturale di Vienna. Gran parte delle collezioni sono transitate o al Museo di Storia Naturale di Vienna o al Museo di Storia Naturale di Trieste o al Museo del Mare, per cui una ricchezza notevole. Nei resoconti bevono il tè cinese, chiaramente, nei giardini dell'imperatore. Shanghai, diciamo, aveva ancora conservato parte della ricchezza imperiale, ma siamo in un periodo di estremi ribaltamenti all'interno dell'impero cinese, no? Abbiamo conflitti interni, abbiamo un'estrema debolezza sulla linea di costa, siamo proprio nelle ultime fasi, no? Dopo, tra fine 800 e inizio 900, avremo l'ultimo sussulto della rivolta dei Boxer, per chi si ricorda, che ha in realtà anche un suo legame con Trieste, perché da Trieste partì la spedizione militare
per salvare gli ostaggi nel palazzo delle delegazioni, no? E per cui dopo questo assaggio, diciamo, dei diversi porti cinesi, successivamente arrivano in Australia, no? Vi è una puntata in Australia e gli australiani sono sempre stati un popolo, come spesso succede quando si tratta di colonie molto lontane, no? Sappiamo che gli Stati Uniti si ritengono alcune volte la nuova Europa, no? Allo stesso modo anche gli australiani hanno un forte interesse nei confronti dell'Europa. E vi sono degli studi riguardo proprio la presenza della Novara in Australia, studi inglesi e australiani. E vi è addirittura un diario del tempo di una sedicenne, di una ragazza, Minnie, soprannominata, che visita la Novara perché l'equipaggio, quando giunge nel porto di Sydney, invita la popolazione a visitare la Novara, un po' come oggigiorno abbiamo le visite guidate a bordo della Laura Bassi, no? Chiaramente sempre con un intento diplomatico di mostrare la nave, di mostrare anche la potenza austriaca. E nell'occasione abbiamo questo diario del periodo in cui viene definita la più magnifica nave del mondo. Ecco. Un bel attestato. Beh, insomma direi proprio di sì. Ecco. In seguito dall'Australia, consulto solo un attimo perché non è facile come percorso. Dimenticavo, visitano ancora una piccola cittadina che è quella di Punipet, che è una piccola isola vulcanica, e successivamente giungono chiaramente dall'Australia, questo è facilmente immaginabile, giungono alla Nuova Zelanda. Nella Nuova Zelanda hanno contatti e approfonditi studi sulla civiltà dei Maori, quindi vi è anche un elemento antropologico, e nei volumi che citava la persona che era intervenuta, nei volumi che aveva acquistato, che sono volumi, se non erro in tedesco, di grande valore, anche se forse negli anni 70 erano stati venduti a basso prezzo, e vi sono delle bellissime descrizioni e acquerelli dei tatuaggi dei Maori, no? E nell'occasione l'equipaggio assolda 2 Maori a bordo come marinai per sostituire alcune defezioni. Certo. Per cui quando la nave, si presume, rientrò a Trieste, aveva anche 2 Maori nell'equipaggio, se non sono scesi negli scali precedenti. E dopo aver visitato la Nuova Zelanda, che è una delle ultime tappe, arrivano poi a Tahiti, e infine rientrano passando di nuovo attraverso lo stretto di Gibilterra, poi vi è una sosta a Messina, poi a Pola e infine un ritorno trionfale a Trieste. Quindi abbiamo ripercorso molto a grandi linee quelle che erano le tappe, abbiamo saltato alcune delle isole vulcaniche minori, però notate questa strettissima interconnessione per cui si studiava la botanica, cioè la flora locale, però si studiava anche l'antropologia, cioè le diverse tribù, le diverse civiltà che si incontravano lungo il percorso, l'elemento mineralogico, geologico, diciamo lo studio in generale dei minerali, delle pietre, anche però con un occhio alle risorse naturali, per cui si erano depositi di carbone, depositi di petrolio, eccetera. E infine chiaramente l'elemento diplomatico, la visita alle comunità tedesche, rinsaldare i legami con l'alleato, tra virgolette, britannico, la visita anche a possibili sedi di colonie. A inizio Novecento l'impero austriaco, come gran parte degli imperi, avrebbe voluto impiantare una propria base coloniale anche in Cina, no? Sull'esempio di altri, ad esempio vi era sia l'Italia che la Germania, eccetera. Dopo, con la prima guerra mondiale, chiaramente sono processi che cambiano, no? Poi l'Austria, Austria-Ungheria, fino all'Ottocento e inizio Novecento, a livello coloniale aveva già una colonia interna, in realtà, a voler essere cinici, che era la Bosnia, no? Tutto il discorso dell'allargamento verso la Serbia. Certo. Ma la fregata Novara, in tutto questo viaggio che abbiamo visto, ha attraversato oceani e ha fatto il giro del mondo, al di là degli eventi atmosferici, ha avuto problemi da un punto di vista di navigazione, di assalti, possibili conflitti, pirateria e quant'altro? Nel senso, era munita per un possibile scontro armato, però in generale è un viaggio pacifico. Ecco. Vi sono alcune tempeste prima di arrivare in Australia, via Cape Town,
Però anche con i rapporti con le popolazioni locali i rapporti sono pacifici, e questo chiaramente è un punto a favore, ecco, dell'atteggiamento della spedizione. Certo. Dal punto di vista strutturale avevano utilizzato la navigazione a vela, e infatti fu una delle ultime fregate a vela, no? Anche la stessa Novara poi nel 1862 verrà munita di un motore a vapore, no? Il fatto che fosse a vela garantiva una stiva particolarmente ampia, perché non dovevi trasportare carbone eccetera, e potevi trasportare reperti acquistati o sottratti ai locali. Esatto, sottratti in maniera lecita o meno. Libri antichi dell'era Ming acquistati a pochi scellini eccetera. Okay. Questo è caratteristico di tutte le potenze occidentali nel periodo, no? Chiaro. E in quest'ambito anche l'equipaggio, non si persero uomini dell'equipaggio, che io sappia. Ad esempio Massimiliano, che chiaramente non fu mai a bordo, nel senso aveva semplicemente finanziato la spedizione, era il patrono, e aveva posto particolare attenzione all'alimentazione, in modo che ad esempio non si ammalassero di scorbuto, che quindi vi fosse frutta fresca eccetera. Per cui fu una spedizione modello in tal senso, ed è difficile da immaginare, ma al termine della spedizione nel 59 nell'odierno Tergesteo, se l'avessimo visitato negli anni 60 dell'Ottocento, avremmo visto grandi tavoli ripieni di cimeli provenienti da ogni parte del mondo, che erano i cimeli della Novara. Vi fu una mostra sulla spedizione, anche questo è un concetto molto moderno, e i proventi della mostra vennero devoluti agli asili di Trieste. Questo tipico di Massimiliano, che è sempre stato molto attento ai più bisognosi, ai più deboli, eccetera. Vi è sicuramente questo elemento. Buona parte di questi cimeli sono oggi al castello di Miramare. Allora, i cimeli in realtà no, nel senso vennero redistribuiti tra i possedimenti di Vienna, quindi i possedimenti museali, come è avvenuto anche per altre spedizioni, specie il Museo di Storia Naturale, e in parte confluirono nel Museo del Mare. Infatti vi erano stati alcuni ritrovamenti importanti proprio alcuni anni fa, e avevano ritrovato alcuni degli animali impagliati che erano stati catturati durante il viaggio, no? Pappagalli, tucani, eccetera. No? Caratteristica mentalità ottocentesca, che se vedo un animale raro devo sparargli e impagliarlo. Esatto. Sto scherzando, però la mentalità è quella. E vi ha chiaramente anche il Museo di Storia Naturale. No? Museo di Storia Naturale, Museo del Mare possiedono gran parte delle collezioni accanto a Vienna. Che fine ha fatto poi la fregata? Allora, la fregata venne motorizzata a vapore dal 62 e in seguito trasportò Massimiliano sia nel viaggio di andata che di ritorno, per la quale è rimasta famosa, e successivamente ebbe in realtà un'ultima esperienza come vascello militare, perché ricordiamo era una fregata, no? Era stata costruita in realtà con questo scopo, perché partecipò alla battaglia della terza guerra d'indipendenza, la battaglia di Lissa, dove la nave, diciamo la flotta austriaca comandata da Tegethoff si presentava inferiore numericamente. Però il contraltare, l'avversario italiano, pur essendo superiore numericamente e pur avendo a volte anche scafi in ferro e una superiorità tecnologica, si presentava diviso perché vi erano ancora divisioni regionali tra diversi stati preunitari, no? Per cui fu una delle ultime vittorie in campo navale dell'Austria, e nell'occasione la fregata Novara venne bersagliata 47 volte ma sopravvisse alla battaglia. Successivamente venne utilizzata ancora come vascello militare per un breve periodo, poi a fine 800 fu riutilizzata a Pola come pontone per l'artiglieria, no? Per gli allievi della scuola militare. Per cui ebbe una lunga storia, una longevità notevole. E chiaramente anche, se vogliamo, interseca tre diversi periodi che segnano anche tre diverse mentalità, perché si parte dalla spedizione scientifica, quindi in un ideale di pace, poi abbiamo l'avventura coloniale in Messico e infine abbiamo l'ultima guerra di indipendenza. Quindi scientifica, diplomatica e bellica, fondamentalmente. Sì. A mio parere si dovrebbe privilegiare l'aspetto scientifico, no? Nel senso, cerchiamo anche di recuperarne l'eredità positiva senza perdersi o nell'elemento militare o, diciamo, nella austro-nostalgia del compianto Massimiliano, eccetera, no? Questo infatti Miramare, ma probabilmente lo saprete già,
a fine 2023 dovrebbe inaugurare una mostra proprio sulle grandi spedizioni scientifiche di Massimiliano, per cui forse anche verrà esposto materiale inedito, vi sarà un'attenzione in quest'ambito. Vero, anche perché poi i nuovi percorsi museali a Miramare si stanno ampliando, basti pensare alle cucine. Sì, c'è un interesse poi verso questo elemento, no? Abbiamo visto con la botanica, poi verrà la mostra sull'ottica, sul Massimiliano scienziato, almeno Massimiliano che finanzia scienziati. Si ricorda qualche persona della fregata Novara, il capitano, il quartiermastro, che furono, diciamo, un po' gli elementi della spedizione scientifica? Allora, abbiamo in realtà tanti nomi, perché la fregata, il viaggio, ricevette l'appoggio di uno degli scienziati più eminenti dell'epoca, che era Alexander von Humboldt, e lo stesso equipaggio, come con l'avventura della nave Tegethoff ai poli, che spesso gli ascoltatori chiedono di volta in volta di rievocare, di Karl Weiprecht, l'equipaggio era multinazionale, no? Per cui era un misto, una babele di lingue. Ad esempio, viene in questo senso un aneddoto, pochissimo tempo. La Novara, tra i suoi primati, fu anche una delle ultime navi austriache a essere ormeggiata in un porto americano a fine Ottocento, poco prima che venisse dismessa come pontone d'artiglieria. E essenzialmente gli austriaci vi tenevano feste, invitavano la cittadinanza americana, eccetera, e i giornali del tempo descrivono benissimo questo clima straniante, per cui una persona ti parlava in tedesco, l'altro ti rispondeva in sloveno, vi era un altro che vi rispondeva in dialetto viennese, che è molto diverso dal tedesco. Una zona multilingue. Esatto, e chiaramente tutto l'equipaggio, e questo è un altro elemento di grande modernità, sapeva parlare l'inglese. No? Per cui, Dobbiamo chiudere qui, grazie tante a Zeno Saracino per essere tornato con noi, noi ci fermiamo per quanto riguarda la trasmissione, arrivederci a tutti, buona giornata.